Ditemi che non vi ho svegliato bene questa mattina. Qua dobbiamo ringraziare il dottor Marco Zabotti, Beato Tognolo, che voi conoscete, ospite molte volte. Se questa mattina ci siamo svegliati con questa meravigliosa musica, con questi suonatori, abbiamo delle persone fantastiche. Ecco, questi sono i belli esempi. Ne parleremo questa mattina di buoni esempi con la dottoressa Chiara Orsetti, biologa nutrizionista, appunto da Conegliano, e anche forse abbiamo già in linea, ecco lo vedo, Floriano Zambon, visto che parliamo di Conegliano, presidente associazione Città del Vino. Ecco, grazie anche a lei, presidente Zambon, di essere qui. Allora io inizierei proprio dalla dottoressa Orsetti. Abbiamo visto queste bellissime immagini, questa disciplina, queste belle persone, tutto bello. Poi quando usciamo di casa vediamo di tutto e di più. Ma quello che preoccupa, e che l'ho invitata, dottoressa Orsetti, è che avendo molti medici, anche pediatri, sono molto preoccupati di questa obesità infantile, ma anche di questo mangiar male, che poi non è che lo vedi subito. Il cicciobello è bello, però fa male, e poi lo vedi anche in età più adulta, sì, poi le ripercussioni. Certo. Allora, cosa vuole dire a questi genitori che continuano a non capire che bisogna mangiare bene, fare movimento, essere meno pigri, non far dire ai loro figli comando io non esco, non faccio niente, asili, scuole della quinta elementare si inizia a fare qualcosa prima, no? Prego, dottoressa Orsetti. Allora, lei mi fa parlare di un argomento veramente che mi sta molto a cuore, perché effettivamente è un problema molto serio in Italia e io lo vedo tutti i giorni nel mio lavoro. Diciamo che purtroppo noi in Italia deteniamo anche un bruttissimo primato rispetto all'Europa, perché assieme alla Grecia abbiamo la percentuale più alta di obesità infantile, e non è certo un pregio. Purtroppo anche di fronte a questi dati che ci porta poi il Ministero della Salute, vediamo che in effetti le famiglie non sempre si rendono conto che c'è obesità. Intendo dire che in molte famiglie un bambino un po' robustino sembra, ma che bello, no? Caro, sì. Allora, se poteva essere un vanto nel dopoguerra, perché voleva dire avere un bambino che effettivamente poteva mangiare, oggigiorno no. Quindi abbiamo spesso anche un'obesità normopeso. Cosa vuol dire? Che il bambino apparentemente nei parametri dei percentili di crescita è normopeso, però ha una pancetta che insomma un bambino di 7-8 anni non dovrebbe avere, forse la possiamo vedere in un cinquantenne. Questo cosa comporta? Innanzitutto all'inizio dei problemi a livello proprio fisico e di salute, anche a livello psicologico in un bambino, perché certo che se si porta avanti un sovrappeso c'è poi un problema anche di bullismo, di accettazione anche con gli altri bambini, ma soprattutto proprio di salute, che poi, come diceva lei, si riversa anche in età adulta. Anzi, si sta sempre di più, ci si sta preoccupando di questa pandemia che c'è di diabete, che sarà sempre più presente negli anni futuri. È una malattia in crescita purtroppo nel mondo, e un bambino obeso si sa che ha una probabilità di diventare diabetico, o comunque di essere affetto da sindrome metabolica adulto in modo, sì, ha una molto grande probabilità che succeda, ecco. Quindi va fatto sicuramente un po' di attenzione nelle famiglie, un po' di consapevolezza, che poi non vuol dire mettere i bambini in dieta, per amor di Dio, però fermarsi un attimo e controllare proprio l'alimentazione. E seconda cosa, valutare bene cosa vuol dire movimento nei bambini, perché i bambini dovrebbero correre tutti i giorni, ore al giorno, non solo l'ora di sport che fanno magari se lo fanno. Il bambino deve correre, non deve stare impigrito sul divano, e poi anche l'alimentazione sicuramente va controllata, nel senso che deve essere un'alimentazione sana. Dottoressa Orsetti, quello che preoccupa è vedere poi nei primi pomeriggi o tardi pomeriggi molti ragazzi, anche molto giovani, con questi spritz, c'è questa moda di questo spritz. Ma io penso che dovremmo anche attenzionare, non si può pensare che un ragazzino di 11-12 anni inizi a bere lo spritz perché è di moda, perché si sente adulto. Lui non è in grado di capire i danni che può creare, e l'inizio anche all'alcol. È come la sigaretta, il fumo, o ma cosa vuoi, una canna, a 11-12 anni, certo io l'ho fatto anch'io, tutto passa. Bisogna che iniziamo a parlare di queste cose, perché mi sembra, dottoressa, che a parte gli addetti ai lavori che
siete voi, cioè a casa non tutti, ma io voglio parlare a quelli che non riescono a capire l'importanza invece di educare anche nel bere, nel mangiare, non fumare i loro figli, è fondamentale. Perché questi genitori che non si fanno chiamare mamma e papà ma per nome, che ai figli è permesso tutto perché stanno crescendo, è giusto che si divertano, ma lo fanno gli altri. Ecco, cosa vuole dire a questi genitori, dottoressa? Allora, io da mamma e anche ormai da nonna, perché ho anche due nipotini, mi rendo conto che il compito dei genitori non è facile. Certo che, lo dico anche a posteriori, i miei figli sono un po' più grandi ormai, però sicuramente bisogna mettere dei paletti e te li chiedono poi. Prima o poi ti dicono: mamma, dovevi darmi delle regole. Hanno bisogno di regole, non vuol dire essere severi, non vuol dire essere dei secondini, però mettere delle regole, dei paletti e anche proprio dare un buon esempio. Essere autorevole, non autoritario. Sì, bravissima. Non è, se un ragazzino a 11 anni comincia a bere gli spritz, vuol dire che probabilmente non ha neanche un buon esempio in famiglia, ma soprattutto gli si lascia fare tutto, cose che si sa che fanno male. Prima dei 16 anni utilizzare alcolici e sigarette, nicotina favorisce tantissimo la dipendenza poi nell'età adulta, quindi proprio siamo ancora in una fase di crescita, ma proprio come stile di vita è completamente sbagliato. Anche perché c'è da dire che i bambini, io ne vedo molti in studio da me, se vengono stimolati ad avere un'alimentazione sana, uno stile di vita sano, sono molto più attenti che non gli adulti, anzi diventano così impegnati e responsabili. Mamma mia, sì, io ho delle mamme che dice: guardi, mi ha creato un mostro perché mio figlio i biscotti non li mangia più, vuole preparare le torte in casa, quando andiamo a fare la spesa mi legge le etichette e dice: no mamma, questo non lo possiamo comprare, per cui è soddisfazione poi avere, però io anche nel libro che ho scritto ho fatto un capitolo proprio sui bambini. E si intitola il libro, lo diciamo anche, sì, dai, dottoressa. Ormai sono 3-4 anni che è uscito, Un corpo felice dimagrisce. C'è un capitolo riguardo proprio i bambini in cui appunto dico che effettivamente i bambini sono molto proprio attenti loro a non, sì, voglio dire, come li stimoli ad avere, a stare attento all'alimentazione, sono molto più attenti dei genitori, ecco. E una cosa che dico appunto sempre nel libro, non è quando porti un bambino dalla nutrizionista, non è che lo porti dal dentista, gli fa il cura alla carie e lo riporti a casa. Anche dal dentista è il dopo. Il dentista ti dice: guarda, c'è una maturazione da fare, però lavagli i denti, stai attento alla sera, non dargli dolci, per cui devi fare l'attenzione anche dopo. Stessa cosa dal nutrizionista, vieni, ti fai dare dei consigli, però poi a casa si discute, no? La dieta rimane lì, tu sei in dieta, noi continuiamo a mangiare le nostre schifezze. Quindi va fatto un lavoro anche poi a casa, anzi è quello essenzialmente, no? Di condividere tutti insieme l'esperienza di un'alimentazione più corretta. Allora salutiamo anche Floriano Zambon, presidente Associazione Città del Vino. Ha visto, Presidente, con chi l'ho abbinata questa mattina, con cui si confronterà? Il vino, l'alcol, re sovrano nel nostro territorio, chi più ha, chi ne mette, lei sorride e mi viene a piangere, però non importa, va bene, perché siamo nel mondo con sto prosecco, il vino più buono del mondo, si brinda sempre. Abbiamo dimenticato i rossi, ne parlavo ieri anche con degli ospiti importanti, con degli enologi che stanno riscoprendo gli antichi vitini. Com'è la situazione, Presidente? E lei, da persona equilibrata come lo è sempre stato, diventare Presidente Associazione Città del Vino. Cosa vuol dire Città del Vino, Presidente Zambon? Beh, è un'associazione nata nel 1987 a Siena, con alcuni sindaci che l'hanno costituita, ed è un'associazione che mette insieme circa 500 comuni in Italia, fa parte di una rete europea e è nata subito dopo il metanolo. A proposito di malapratiche e di scorciatoie, è nata in un momento per il comparto del vino, e effettivamente oggi mette insieme queste amministrazioni che hanno cuore sviluppo sostenibile all'interno dei propri territori. Allora, prima Mirella citava il tema del prosecco, effettivamente da noi è un fenomeno, però la nostra associazione ha tante finalità, tra cui anche la valorizzazione dei vitigni autoctoni, la valorizzazione delle piccole produzioni, tant'è che facciamo ogni anno un concorso internazionale. Quest'anno
arrivati ormai alla 21esima edizione, abbiamo circa 1500 campioni e sono prevalentemente delle piccole partite che vengono dai piccoli produttori che ci sono in Italia e anche all'estero. Venendo alla questione che poneva la dottoressa Orsetti. La dottoressa Orsetti? Sì, la saluto e la milanese anche lei. In effetti io sono dell'idea che uno degli obiettivi anche della rete comuni delle città del vino sia quella di valorizzare quello del bere consapevole. Siamo sulla strada, diciamoci la verità, siamo sulla strada giusta. Siamo passati da un litro di vino bevuto di media un secolo fa, siamo adesso intorno ai 23 litri pro capite anno. Ed è un consumo del vino che è consapevole, non è per bere per ubriacarsi, ma è per apprezzare un prodotto della nostra agricoltura, che è decisamente un'eccellenza, e lo si vede anche soprattutto nelle manifestazioni che vengono fatte. Io per esempio organizza assieme al Movimento del Turismo del Vino Calici di Stelle ogni anno in tanti piazzi a livello nazionale, e si vedono i giovani che vanno in cerca dell'etichetta perché vogliono interpretare quello che l'etichetta descrive all'interno della bottiglia. Questa consapevolezza è molto cresciuta negli ultimi anni e di questo bisogna darne atto. Bisogna essere attenti a non consentire l'uso ai minori, perché quello che diceva la dottoressa Orsetti è sacrosanto, come pure bisogna anche fare in modo che siano penalizzati o comunque messi al bando quelli che fanno uso del vino come bevanda e quindi come elemento che ti porta all'ubriacatura. Ha fatto bene a dirlo, perché di questi eventi ne vediamo purtroppo, anche perché poi non c'è un limite, non c'è un freno. Ecco, questi ragazzi non si rendono conto, poi si mettono alla guida delle macchine, vediamo cosa succede, o dei motorini o delle vespe o anche a piedi, cioè succede di tutto di più, proprio perché a mio avviso c'è poca responsabilità. Ecco, la consapevolezza, io sono dell'idea che dovrebbero mettere zero, come ci sono in tanti paesi europei, alcol zero quando guidi. Qua in Italia, proprio perché siamo il territorio del vino, Presidente, questa è la verità, c'è un grande business, perciò alcol zero non se ne parla, c'è sempre quella soglia in più, invece uno quando guida non deve bere. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Alla dottoressa volevo dirle, adesso tutti i bambini che grassi, perché? Per l'opulenza della roba che vede adesso, va bene? Le televisioni che mi dimostrano di tutto, mangi questo, mangi quello. Una volta su 10.000 bambini ne era uno è grasso, uno, va bene? E i primi vegetariani, siamo stati altri bambini che non era, sa perché? E a carne mangiare ogni 3 mesi minimo. Cosa vuol dire? L'opulenza la fa tutto, quello è il problema, perché troppa roba fatta male, va bene, pur di venderla, e i genitori mangiano una che ti diventi grande, ti sei bello zompo, invece no, bisogna anche a me ero 90 kg, ma perché mangiavo e bevevo, mi sono messo in dieta, sono 73, voglio dire, che l'ingordigia, che sei un anno a esci ingordi, con ti dà roba buona da mangiare, come delle mie compagnie, va bene, che ci troviamo, beviamo 15 bottiglie di vino, siamo una ventena, però è tutto di più. Ed è perché l'opulenza, va bene, di fatto ne porta a fare queste robe che è qua. E dopo, i nostri nonni hanno fatto la quinta elementare, è vero, però i fiori che non hai fai i dottori, che devono diventare avvocati, ingegneri e via, i gendai a scuola, quei soldi di qui che ha fatto la quinta, che era ingrumato, e io potrei mandare io via per scuola, perché c'è tutto da chi che ha fatto le robe. Adesso gli ingegneri, i dottori, di tutto, ma chi che l'ha fatto? Il 90% era analfabeta, eppure una quinta gli ha fatto il Veneto, Fiorente di tutto, gli ha fatto tutto, e ora è merito dei vecchi. Adesso i vecchi non conta più niente, ma se i giovani avessero un pochettino di stare in testa con i vecchi,
qua in Veneto non avessimo bisogno di niente, perché siamo un popolo così buoni a far tutto, abbiamo di tutto, abbiamo il mangiare, abbiamo chi che deve farlo, l'arte, tutto abbiamo. E non avevamo bisogno che nessuno mi insegna niente. Adesso invece bisogna insegnare a farsi da mangiare, perché da mangiare lo fa dappertutto, perché 12.000 cose che fa da mangiare. Questo, Grazie Rinaldo, vado avanti, se no non finiamo, il tempo corre veloce. Comunque sei stato chiaro con le tue riflessioni come tutte le mattine. Allora, dottoressa Orsetti, il cibo, il vino, lo sport, il movimento, soprattutto più che lo sport, basta fare il movimento, ma soprattutto capire l'importanza di quello che lei sta dicendo, essere responsabili, ecco, quando si prepara anche la tavola. Io ho avuto una sindaca che ha detto che ha cercato di fare una mensa basata tantissimo sulla verdura, sulla frutta, sul pesce, queste cose anche colorate. È venuto fuori un disastro. I genitori, mio figlio non mangia, viene a casa con la fame, non gli piace quella roba, perciò me lo porto a casa. Cioè è una cosa incredibile. Invece aveva detto, avevamo proprio studiato perché ci siamo accorti di questo. Allora, quando c'è anche all'interno della scuola una persona responsabile, con un sindaco, un amministratore che cerca anche di fare del bene, ecco, questi genitori si mettono in mezzo, mio figlio muore da fame, mio figlio non mangia quella porcheria là, ma cosa gli date? Prego dottoressa, così vale anche per gli ospedali, vorrei sentire anche da lei che veramente dice in ospedale si mangia malissimo, dicono le telefonate. Sentiamo la dottoressa purtroppo Orsetti. diciamo, tocca un argomento delle mense che non è così facile. Diciamo che sì, sia nell'ambito scolastico ma anche nelle mense aziendali, e vedo anche tanti miei pazienti che lavorano, hanno la mensa aziendale, ma certamente il cibo non è proprio sempre il massimo, anche perché di fatto il costo della materia prima, no, che è ridotto perché si cerca di stare dentro nei costi, e quindi quella è un po' la conseguenza. Come diceva prima il signore che ha telefonato, lui parlava di opulenza, di quantità, in realtà non è proprio così. Il problema adesso è la cattiva qualità del cibo, che non è il junk food che noi immaginiamo magari quando andiamo a mangiarci l'hamburger e le patatine fuori casa, ma è nel quotidiano, nel supermercato, tutto quello che mangiamo. E anche già partendo dai bambini noi tendiamo a dare appunto la cosa più dolce, il biscottino e le caramelle, pensando di far cosa gradita, ma se andiamo a vedere la qualità di quello che gli diamo è scadentissima. Loro si abituano purtroppo a questo cibo, ed è una questione proprio di palato, cioè più cose dolci, saporite e tanto edulcorate mangiano, più cercano quelle e si dimenticano della frutta e della verdura. Se invece li abituiamo già da bambini a mangiare in modo più completo, anche con la frutta e la verdura, appunto in una dieta più mediterranea, come diceva lei appunto prima, faceva questo sindaco, di fatto loro già da bambini poi lo accettano anche in una mensa scolastica. Sì, non è è un problema grande che bisognerebbe risolvere un po' ai vertici, perché effettivamente molti bambini mangiano a scuola e il problema è che poi appunto magari quello che c'è in mensa non lo mangiano e poi mangiano schifezze a casa e avanti. Dottoressa, un'altra cosa che vorremmo capire è anche noi come mangiare. Io ho un banco alimentare, dottoressa, e se dovessi dare le cose che mi arrivano, per carità, con tutto rispetto, e grazie che mi arrivano dai banchi alimentari, io devo dire la verità, sarei molto preoccupata, perché pasta, dolci, passata di pomodoro. Allora devo acquistare, grazie a sto 5 per 1000 che non ringrazierò mai di finire questa grande famiglia di Venere, cerco di acquistare il pesce, il pollo quando non arriva, cercare quelle cose, puntare molto sulla frutta, sulla verdura, queste cose genuine. Poi penso anche tutto questo ben di Dio che viene buttato via tutti i giorni. Stiamo parlando di formaggi, stiamo parlando di tantissime cose anche buone che potremmo aiutare, ad esempio l'olio extravergine di oliva, bisogna adoperarlo, sì, ma cosa costa una bottiglia di olio extravergine? Oppure devi prendere quella extravergine che di olive non si sa da dove provengono, perché è facile dire mangia sano. Cosa vuol dire mangiare sano in un momento di crisi delle famiglie che non riescono ad arrivare neanche alla seconda metà del mese? Soprattutto, dottoressa, cosa consiglia queste? Perché a chilometri zero, prendi tutto a chilometro zero, ma siamo proprio sicuri di questo?
Perché siamo anche quei PFAS, e ne parleremo anche con le mamme. Sì. Siamo un territorio che non è che siamo così messi bene, perché noi siamo fortunati. Io penso anche agli altri che non sono fortunati. Che vivo a Treviso, ma sono collegati con noi Rovigo, Padova, Vicenza, Belluno. Cioè abbiamo l'Europa qua, perché andiamo anche nel mondo con Sveglia Veneti. Perciò, dottoressa, cosa vuole dire? Cosa vuol dire mangiare sano? Mangia sano. Perfetto. Allora, bisognerebbe fare un passo indietro e ritornare veramente a 2 generazioni fa e mangiare cibo non processato, non lavorato, non industriale, perché la materia prima, se si potesse utilizzare appunto, quando noi parliamo di formaggio ad esempio, il formaggio è un cibo fantastico, ha salvato le popolazioni dalla fame, certo ha tutti i suoi pro e contro, però voglio dire va mangiato nei giusti limiti, magari non tutti i giorni, però non posso parlare di formaggio quando vedo una sottiletta, perché quella non è un formaggio, è un prodotto chimico, come anche tanti formaggi spalmabili di cui sento anche i miei pazienti parlare perché sembrano light, sembrano dietetici. Quando parlo di carne devo immaginarmi appunto una carne possibilmente allevata in Italia, perché noi in Italia abbiamo comunque dei controlli migliori rispetto all'Europa, e non certo la cotoletta o quella già il cordon bleu già confezionato che compro, perché se guardo bene l'etichetta lì dentro di carne c'è ben poco, c'è panatura, ci sono edulcoranti e avanti. Quindi mangiare sano in effetti può sembrare più costoso, perché se noi andiamo in un supermercato di quelli tipo più diciamo magari a buon prezzo, discount grazie, con 10-20 euro noi riusciamo a portarci a casa una borsa di bibite, di biscottini, di cose. Se andiamo in un negozio un pochino più di nicchia, con 20 euro forse compriamo 2 pacchi di pasta. Allora mi metto nei panni di una famiglia che magari appunto ha figli. Quando io dico mangiate pesce, tanti mi dicono sì, lo mangiamo una volta al mese. Però, allora, cominciamo intanto a comprare un po' meno, perché poi si spreca tanto cibo, no? Si compra tanto, a casa devo sempre avere tanti biscotti, tante merendine, compriamo un po' meno. Certo bisogna ridimensionare anche i tempi, però se hai dei bambini piuttosto si fanno dei biscotti fatti in casa, non è che ci si impiega un pomeriggio, ecco, quando ci impara, io non sono una brava cuoca ma insomma qualcosa si riesce a fare, si può cominciare a mangiare proprio i cibi basici. Io dico sempre ai miei pazienti, immaginate di essere indietro come quando vivevano le vostre nonne, la vostra nonna l'avrebbe comprato questo prodotto? No, perché non c'era neanche, no? Quindi non sta a mangiarlo, rimettilo nello scaffale. Non serve. Esatto, quindi dieta mediterranea nel vero senso della parola, perché noi italiani ci gloriamo un po', no? Diciamo noi abbiamo la dieta mediterranea, in realtà è la dieta della pasta, pane, pizza e dolci, quindi l'abbiamo trasformata a nostro piacimento. La vera dieta mediterranea mette al primo posto la verdura, la frutta, semi oleosi, quindi anche frutta secca, mandorle, eccetera, legumi che ce li siamo dimenticati, diceva il signore al telefono prima, mangiamo troppa carne, tutto sommato non ha ragione, non sbaglia, i legumi era la carne dei poveri, la consideravano, poi negli anni 60 chi mangiava legumi era povero, ha cominciato tutti a mangiare carne, quindi ricordiamoci dei legumi. Il pesce sicuramente, anche qua ne abbiamo parlato anche in altre interviste, è un problema perché pesce pescato costa, però si può anche prendere pesci di piccola taglia, le sardine e gli sgombri non hanno un costo eccessivo. E poi sì, carne, pollame, cercando appunto anche lì di andare dove si conosce. Si fa un po' più fatica andare dal macellaio di fiducia a prendere pollo che non al supermercato che hai fatto tutta la spesa in 5 minuti, però magari ci si organizza. E per ultimi poi ci sono appunto tutti i prodotti da forno, la pasta e il riso che vanno integrati, perché non bisogna escludere niente nell'alimentazione, non si può fare no carboidrati, no proteine. Non mangio più la pasta, sono in dieta, non mangio più niente. Esatto. Però vanno calmierati sicuramente e anche lì cercando di non prendere, perché ho trovato la pasta che costa 50 centesimi al chilo, ne compro 10 kg e piuttosto magari non potrò permettermi quella da 5 euro, cerco di fare una via di mezzo. Ecco. Tutto sommato da noi questi diciamo vendita a chilometri zero di prodotti, ortaggi e frutta, io la trovo abbastanza disponibile per tutti. Effettivamente lì si va in buona fede. Certo che l'insalata in busta sta spopolando, dottoressa. Sì, sta spopolando l'insalata in busta, e attenzione perché questi sono i dati che abbiamo. Perché si cerca di far presto. Sì. Una carta di insalata te la porti via con 3-4 euro, una bustina di insalata costa 5 euro.
€30. Sì, infatti, però sì. quello Sì, perché è comodo, fretta, sì, fretta. sì. Allora andiamo a vedere. Adesso invece passiamo alle assicurazioni, fuga dal Prosecco, e poi lo commenteremo questo servizio col presidente Zambon. Andiamo a vedere. Il Prosecco vale troppo e con il meteo sempre più incerto molte compagnie hanno deciso di non assicurarlo più. E questo grafico spiega chiaramente il perché. Da 5 anni consecutivi le assicurazioni non solo non ci guadagnano, ma perdono considerevolmente. E così, se non è proprio una fuga di polizze dai campi, poco ci manca. Non si tratta di una vera e propria fuga, ovviamente, ma del tentativo di riequilibrare un mercato che purtroppo negli ultimi anni ha dato dei duri colpi anche all'ambito assicurativo. E chi resta ha già fatto sapere che cambierà le regole. Siccome i costi assicurativi tendenzialmente aumenteranno, visto anche i forti sinistri che abbiamo avuto lo scorso anno, dove le compagnie hanno dovuto pagare più del doppio degli risarcimenti rispetto ai premi incassati, è ovvio che l'impresa agricola che vorrà continuare ad assicurarsi ad un alto livello o accetterà maggiori costi assicurativi oppure dovrà rinunciare a una parte di copertura, rinunciando a franchigie o questioni, diciamo, che garantiscono una copertura ma un po' più limitata. E non si tratta di numeri marginali di un settore di nicchia. Un tema che colpisce particolarmente questo territorio, la Marca Trevigiana, perché da sola copre il 10% delle assicurazioni di tutta l'agricoltura nazionale. È un sistema che qui da noi ha avuto una grande diffusione e ha dato delle grandi risposte, quindi siamo virtuosi da questo punto di vista, perché la stragrande maggioranza degli agricoltori, dei viticoltori in particolare, si assicura, e siamo arrivati di fatti ad avere circa il 10% del volume complessivo assicurato nazionale sul nostro territorio. A fronte di 10 miliardi assicurati a livello nazionale, 800 milioni sono qui nella Marca Trevigiana, e quindi questo è un vantaggio per gli agricoltori assicurati, ma diventa anche un elemento un po' di criticità per le compagnie di assicurazione. Allora sentiamo come commenta questo servizio il presidente Associazione Città del Vino, Floriano Zambon. Prego, presidente. Il commento è abbastanza semplice. Le assicurazioni hanno le loro dinamiche e le loro regole. È chiaro che qui stiamo parlando di un prodotto che ha un valore molto alto, parlo soprattutto dell'uva, e evidentemente quello che diceva la persona intervistata poco fa, il fatto che ci siano molti assicurati, se capita, come è capitato nell'ultimo periodo, una serie di calamità, queste inevitabilmente incidono sulle casse delle assicurazioni. Il fatto che però, come veniva detto poco fa, i nostri agricoltori ricorrano all'assicurazione è un elemento molto positivo. Magari ricordo, per esempio, per quanto riguarda le calamità a livello regionale, una proposta che fu fatta qualche anno fa, che era quello di fare in modo che tutti i cittadini della regione si assicurassero sulla calamità. Se avessimo una massa di questo tipo, probabilmente di fronte a una calamità naturale avremo degli indennizzi che purtroppo in questo momento non ci sono, perché se voi andate a vedere tutti gli stati di calamità che sono stati dichiarati hanno portato a una una rifusione del danno intorno a piccole percentuali, a modestissime percentuali. È chiaro che uno ricorre all'assicurazione se ha anche una certa disponibilità finanziaria. Ricordo che per quanto riguarda il Prosecco rispetto a altre uve, il valore dell'uva di glera e di quelli che sono collegati, vitigni collegati per arrivare al Prosecco, hanno valori molto più alti rispetto a altri vitigni. Ci sono in Italia vitigni e uve che vengono pagate 20-30 centesimi al chilo e altre uve che vengono pagate 2 euro, ed è il caso 1,50 euro, ed è il caso anche della glera riconosciuta Prosecco. Senta, presidente Zambon, lo so che sono anche domande imbarazzanti, però io so che gliele faccio, poi ognuno se vuole risponde o fa meno. Non è però che dobbiamo dividere tra agricoltori e agricoltori vitivinicoli, perché mi sembra che gli agricoltori vitivinicoli siano stati molto supportati, molto aiutati rispetto agli altri. Cioè hanno avuto delle agevolazioni, bisogna anche dirle queste cose, non è che possiamo sempre dire che non è vero. Cioè rispetto all'agricoltore tradizionale
tradizionale che piantano, non so, il radicchio, la verdura. Cosa dice Presidente? Perché li vedo veramente, avete visto cosa è successo con questi scioperi che hanno fatto, perché questo prodotto che alla fine ne guadagna l'ultimo della filiera è veramente un lavoro massacrante e duro, non riescono a prendere neppure le spese, poi se producono poco il mercato non lo accetta perché comandano le multinazionali, invece è quello il prodotto magari buono e devono sperare che qualcuno glielo compri. Com'è la situazione? Lei è stato anche in politica, Presidente, è stato sindaco, cioè, bisogna anche capire la realtà che si vive di queste persone che hanno il diritto soprattutto al rispetto del loro lavoro pagando nel giusto prezzo. Prego. No, il tema è molto complesso, non è che si risolva facendo delle affermazioni così veloci. Non c'è dubbio che ci sono alcuni prodotti dell'agricoltura, e nello specifico parliamo del prosecco, visto che era il tema della domanda di prima, che gratifica significativamente il produttore, grazie alle dinamiche di mercato, perché il prosecco gratifica in maniera particolare l'agricoltore, il produttore, il vignaiolo, quello che sta nella vigna, rispetto a quello che capita nel valore aggiunto della cantina. Non è così dappertutto, perché ci sono altri prodotti dove invece l'uva vale poco e il valore aggiunto si aggiunge nella lavorazione in cantina, soprattutto per quei vini che non sono pronti subito ma che richiedono un periodo di invecchiamento, soprattutto i rossi di cui citavi, Mirella, poco fa. Il tema invece degli altri prodotti dell'agricoltura, io lì sono perfettamente d'accordo con te, ci sono politiche a mio avviso che non sono adeguate, soprattutto quando parliamo di prodotti che entrano dai territori extraeuropei, perché bene o male nei paesi europei i produttori di agricoltura ci sono delle regole ormai abbastanza similari e abbastanza stringenti. Il problema grosso è quando entrano i prodotti dai territori extraeuropei. Allora, se imponiamo delle regole ai nostri agricoltori, non possiamo lasciare il libero mercato dall'esterno, ed è il tema delle arance, il tema che alcuni agricoltori hanno proprio evidenziato durante le proteste che ci sono state. Ecco, sul fatto che i viticoltori siano stati privilegiati rispetto agli altri agricoltori, dal punto di vista delle scelte politiche direi di no. Dico soltanto che il sistema commerciale, quindi le regole del commercio, sono state più favorevoli per certi prodotti di vino e quindi della viticoltura rispetto alle altre produzioni dell'agricoltura. Ed è drammatico quando si leggono i dati relativi agli allevamenti, soprattutto dei suini e dei bovini, fa anche tristezza andare adesso un po' meno, perché sono cambiati un po' i prezzi dei supermercati, ma quando tu andavi al supermercato e trovavi le braciole a 3 euro e trovavi un'altra stupidaggine altrettanto, ti veniva da dire, cioè, oggettivamente questo lavoro di produzione, di allevamento del suino non è gratificato, ed è vero, se guardate purtroppo da questo punto di vista questo comparto da noi è stato significativamente mortificato, come pure l'allevamento, come pure ecco, forse adesso c'è stato un recupero per quanto riguarda il latte e quindi l'allevamento finalizzato alla produzione del latte, ma sono dinamiche che secondo me meritano più attenzione dal punto di vista della gestione politica, in maniera particolare riferite ai prodotti che entrano dagli altri paesi, torno a dire non tanto europei ma soprattutto extraeuropei. Ecco, ha fatto bene a nominare il latte, perché dopo la pubblicità le farò anche questa domanda: quote latte e quote vino, perché forse c'è da capire anche qualcosa su queste quote. Però abbiamo Leone da Trebasele, che poi andiamo in pubblicità. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi occhi. Allora, non voglio parlare di agricoltura oggi. Volevo chiedere alla nutrizionista, per avere un scarso reflusso esofageo, questo reflusso, come bisogna mangiare? Se c'è un sistema per ridurre questo reflusso gastrico, non so come spiegarmi. Sì. L'acidità di stomaco, certo. Per non avere questa acidità di stomaco, come bisogna mangiare? Grazie Mirella. No, ciao. Aspetta Leone, sei in linea?
Sì, sì. No, ma dimmi perché non vuoi parlare di agricoltura, che sei un agricoltore. No, spiegamelo perché sono curiosa, Leone, perché siccome sei molto schietto, perché non vuoi parlare di agricoltura? Non voglio più parlare di agricoltura perché ci sono troppe cose che non vanno e poi cioè è tutto molto complesso il problema, perché noi in Italia continuiamo a produrre sempre le stesse cose. Bisognerebbe che ci fosse un po' più di istruzione, fossimo più informati su cosa produrre, invece di continuare sempre a produrre le stesse cose, poi finiamo per non guadagnare niente perché produciamo troppo latte, perché produciamo troppo vino, perché l'agricoltura dovrebbe essere più diversificata. Questa è la mia opinione, però è troppo complesso, non so. No, ti sei spiegato bene. Ciao. Grazie, allora ti dirò subito, Leone, che ti risponderà la dottoressa Orsetti subito dopo la pubblicità che devo assolutamente mandare. Pubblicità. E siamo con la dottoressa Chiara Orsetti, biologa, nutrizionista, e abbiamo anche da Conegliano Floriano Zambon, presidente Associazione Città del Vino. Allora iniziamo dalla dottoressa che deve rispondere al nostro Leone da Tre Basile, questa acidità, che così la capiamo anche a casa di cosa parlava. Sì, lui chiedeva riguardo al reflusso gastroesofageo, che è una cosa un fenomeno che succede molto spesso, di cui soffrono tantissime persone, come anche dei problemi di gastrite. Allora, ci sono da fare tante cose, ci sono da mettere in atto tutta una serie di attenzioni quando si è affetti da questo disturbo, che non sono solo limitati all'alimentazione, nel senso che sembra che il reflusso sia proprio la malattia dello stress, cioè una grossa componente data dallo stress. La seconda cosa dal fatto di mangiare in fretta. Adesso non so, signor Leone, se mangia tranquillo, con calma, però bisogna mangiare piano, masticare piano, perché bisogna cominciare a digerire il cibo già in bocca. Cercare di mangiare in un posto tranquillo, non distratti magari dalla televisione. La televisione si guarda la mattina qui con la Mirella e dopo, nel momento in cui si mangia, si sta tranquilli. E logicamente il fumo incide tantissimo. Il caffè utilizzato a digiuno anche fa molto male, ma soprattutto per quel che riguarda il reflusso, che è un disturbo che poi praticamente ci colpisce più di notte, perché di notte risalgono i succhi gastrici, quindi li sentiamo poi in gola e non sono per niente piacevoli. La cosa che io consiglio in assoluto è di mangiare poco alla sera, mangiare presto e mangiare poco, e piuttosto cercare di mangiare di più alle prima parte della giornata. Poi possiamo entrare in merito a cosa mangiare, guarda, qui mi dilungo abbastanza, nel senso anche qui si cerca di evitare i cibi fritti, cibi troppo grassi, carni grasse, di evitare troppi dolciumi. Potrei parlare a lungo, nel senso anche qua torniamo a una dieta più semplice, più equilibrata, però appunto cercando di dare più importanza alla colazione e al pranzo e piuttosto la sera stare un pochino più leggeri. Spero di aver dato delle regole di base che sono più importanti. Ecco, ultima cosa importantissima è il movimento. Esatto. Camminare è la medicina per tutti i problemi gastrointestinali. Uno dice cosa c'entra? No, è importantissimo. Un po' perché rilassa, un po' perché aiuta proprio a favorire la digestione. Il movimento è fondamentale. E la camminata quotidiana la dobbiamo considerare proprio non un optional, una cosa che ci è indispensabile, anche perché poi quando si comincia a camminare tutti i giorni non si può più fare a meno. Anche perché tutto sommato, come hanno detto anche questi esperti che ho molte volte nei ospiti, bastano 20 minuti, non è che devi camminare ore e ore, 20-25 minuti è più che sufficiente, però lo devi fare quotidianamente, lo devi fare tutti i giorni. Allora adesso arriviamo a Floriano Zambon. Presidente, perché ho parlato di quote latte? Perché mi sembra che ci siano anche le quote vino. Adesso le spiego il perché. Io sto seguendo una piccola azienda fatta da 5 fratelli con la mamma, i quali hanno questi campi dove hanno seminato questo prosecco, che è prosecco, e poi è venuta un'occasione, hanno preso un altro pezzo di terreno e hanno piantato delle piantine. Cosa succede?
Succede che è uscito il controllo, ma guardati dove è uscito il controllo, comunque è uscito il controllo. E cosa succede su questo controllo? Che le viti piantate, le piantine di vite piantate non raggiungono un numero tale per essere prosecco. Ma non solo. Se tu con queste viti non sei prosecco, io ti azzero anche il prosecco di prima, non te lo pago più a 2 euro, 3 euro, come ha detto il presidente Zambon, ma diventa glera. Tutto regolare, sa presidente, ci mancherebbe, per l'amor di Dio. Ma allora la mia domanda è questa: ma stiamo parlando di qualità o di quantità? Cosa sono ste quote? Se ho 10 campi va bene, se ne ho 3 non va più bene, non è più prosecco, perché cioè, ce lo spiega un pochino, perché guardi che è proprio così, guardi che mi sono informata bene, sa Presidente, non è che dico le cose a vanvera, ho parlato proprio con gli esperti, con gli agronomi, ho parlato con tutto, voglio capire com'è sta storia. Lei è Presidente della città del vino, vuole dirmi cosa devono fare questi poveri cristi che hanno anche i controlli, pensa a te. Prego Presidente. Per quello che so io, ecco, io non sono proprio un tecnico, io non mi occupo. Non passi il cerino, Presidente Zambon, non passi il cerino. No, non è che voglio fare bravo. Allora, normalmente esistono delle quote che sono consentite, per cui non è che tutto quello che è glera possa essere prosecco, anche perché c'è un equilibrio complessivo per la produzione e per le esigenze di mercato. Tant'è che il prosecco non è una vite, non è un vitigno, è un vino, quindi è un insieme di uve che sono prevalentemente glera, e poi ci sono altri componenti che arrivano a completare questo vino, come il Brunello in Montalcino, che non è soltanto Sangiovese, ma ci sono altri componenti. Questa fa parte della regola complessiva per far stare in piedi il sistema, a garanzia della qualità e a garanzia anche della quantità che viene messa sul mercato. I consorzi di tutela hanno questa finalità, peraltro, di essere quelli che garantiscono che le quote che sono state concesse sono quelle che poi vengono prodotte. Adesso probabilmente il caso che lei sta seguendo è un caso di qualcuno che non aveva le quote riconosciute e quindi ha messo a dimora barbatelle di glera, e che magari si aspettava che diventassero o fossero riconosciute prosecco. Ecco, immagino che sia così la situazione. Sì, è proprio così. Resta il fatto che vengono fissati proprio sul piano di una pianificazione complessiva i numeri e gli spazi, le superfici che possono essere a produzione delle componenti del prosecco, proprio per garantire la qualità e la quantità del prosecco. Non è a caso, peraltro, che se su un ettaro di produzione si va oltre il quantitativo previsto, che se non ricordo male adesso per quanto riguarda il prosecco, soprattutto quello della DOCG, è intorno ai 135 quintali ettaro, è chiaro che quello che è in più non può essere considerato utile per la produzione del prosecco, perché altrimenti si sfasano i calcoli che vengono fatti complessivamente per l'area di produzione. Quindi questo è un problema che c'è, però è anche altrettanto vero che nel momento in cui tu metti a dimora un vigneto, sai se dispone delle quote o seppure lo metti in attesa magari che poi vengano riconosciute delle quote in futuro. Questa, cioè, chi l'ha messo a dimora era consapevole, immagino. No, non era consapevole, tanto è vero che loro poveretti sono anche iscritti, non dico dove, in un'associazione importante. Hanno detto se qualcuno ci informava che invece di mettere 19 dovevamo mettere 29, avremmo piantato 29 e rientravamo nelle quote previste dalla legge. Capisce che, Presidente, ce n'è da parlare se si vuole, finché si vuole, ma si va a colpire ma proprio il piccolo, ma sempre il piccolo, ma Presidente, ma sempre sti 5 fratelli che tutti singoli, uno solo sposato, lavorano notte, giorno, mattina, sera, mi sa il numero di quote, via con la mannaia, si taglia. Non può funzionare così, Presidente, non può. Comunque mi fa piacere che abbia descritto anche molto bene la legalità delle cose, perché questo è tutto legale, ci mancherebbe, ci sono delle quote, tu devi stare dentro a questi numeri, se non hai questi numeri né in eccesso né inferiore non vai. Cosa ne dice lei, dottoressa? Proprio da persona, lasciamo proprio da persona che si... Guardi che la storia è questa, non è che l'ho raccontata, è proprio questa. Ecco, da persona
persona che sente questa storia, ecco, pensi di essere a casa e che sente quello che ha detto la Mirella e il presidente Zambon. Cosa allora, le viene da dire? Non entro nel merito perché no, ci appunto mancherebbe, sì, però purtroppo sì, questo succede in tanti ambiti, non solo nell'ambito così della viticoltura, però qualche volta le leggi, anche se una legge sembra apparentemente difendere il cittadino e sembra che sia tutto legale, effettivamente capita ad una persona, anche in altri ambiti, potrei raccontare anch'io degli episodi, ma meglio di no, in cui sembra che ci sia un fulmine sopra una famiglia, una situazione dove si accanisce la legge, dove si accanisce anche, come posso dire, come se tutti ce l'avessero con loro e lì non ne vieni fuori. Guarda il pelo nell'uovo, non la trave nell'occhio. Esatto, in situazioni di massima legalità, in persone in cui ce la mettono tutta a dare il massimo di sé, dove c'è massima trasparenza, dove tutti che lavorano o vivono per stare bene e per fare del bene agli altri, ti arriva tutto legale, ma ti arriva una mannaia. Sì, posso dire che sì, da cittadina dico, certo dobbiamo vedere nell'insieme, non possiamo vedere il singolo, però quando capita a te, sì, posso dire che in altri ambiti potrei, non è il momento, ma mi riscontro. Sì, mi ritrovo perfettamente in questa situazione. Sì. Abbiamo Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Allora Mirella, l'Italia ha seminato 2 campi di soia, i colombi li hanno distrutti tutti e 2 i campi e non gli hanno consentito il risarcimento, cioè concesso del danno, non gli hanno risarcito il danno, non vogliono risarcire il danno. Questa associazione, non so ma come si chiami, di agricoltori, e cosa devono fare? Non possono mettere il grano turco, ma perché se tu hai fatto domanda di quel seme là, non puoi mettere il grano turco? Non capisco questa cosa qua. Grazie. Ci sono tante cose che non riusciamo a capire, Giusy, l'abbiamo appena detto, anche cose veramente che saltano agli occhi in maniera molto forte. Allora andiamo a vedere invece questo video che ha portato la dottoressa Orsetti. Cos'è il macrobiota? Andiamo a sentire. Dottoressa, vedo che sono partite le immagini, ecco, le abbiamo viste, adesso commentiamo, prego. Sì, il microbiota intestinale è quella che noi una volta chiamavamo la flora batterica intestinale ed è effettivamente l'insieme di tutti i batteri che colonizza il nostro intestino, da partire dalla bocca fino alla parte finale dell'intestino grasso, e diciamo che svolge un ruolo importantissimo per la nostra salute, non solo intestinale ma per tutto il benessere dell'organismo. In questi ultimi anni, grazie alla possibilità di studi sul sequenziamento genico, c'è stata la possibilità di studiare proprio tutti i batteri che sono all'interno del nostro intestino, soprattutto a livello intestinale, e si è visto che ci sono miliardi di cellule batteriche. Abbiamo più cellule di batteri nel nostro corpo che non le nostre cellule, sembra impressionante, ma in realtà essendo più piccole è verosimile, e queste sono suddivise in tantissime famiglie, sono migliaia di famiglie, ognuna svolge un ruolo molto importante, appunto diciamo che senza di loro noi non riusciremmo proprio a vivere. Nasciamo con un nutrito esercito di questi batteri buoni, chiamiamoli, che poi noi negli anni pian pianino, chissà perché, ci mettiamo a distruggere. Vuoi gli antibiotici e spesso gli antibiotici contenuti nella carne, se vogliamo ritornare alla qualità del cibo, nelle uova anche, ma anche gli antibiotici che assumiamo in eccesso, anche qui c'è un problema che poi sta diventando molto... L'antibiotico a casa lo prendo, me l'ha ordinato il dottore, magari quel non serve. Ogni volta che prendiamo un antibiotico facciamo fuori il nostro microbiota intestinale, veramente. Poi lo stress, il cibo sbagliato, gli additivi, l'eccesso, ecco, gli emulsionanti, sembra che abbiano un effetto
tensioattivo, come prendere un sapone ci distrugge la batterica intestinale. E questo alla fine cosa comporta? Problemi di disbiosi, problemi di eccessiva permeabilità a livello intestinale, con tutta una serie di disturbi. I più comuni, penso che chi ci ascolta a casa si ritroverà: gonfiore di pancia, dolori addominali, alvo alterno, quindi si passa da stipsi a diarrea, e stanchezza, e nervosismo, e insonnia. Quindi diciamo non interessa solo la parte dell'intestino, ma un po' tutto l'organismo. Diciamo che l'intestino è il nostro secondo cervello, quindi regola molto anche l'umore e regola molto anche lo stato d'animo. Oltretutto, la cosa poi più importante è stato visto che se non abbiamo un buon stato di eubiosi intestinale, possiamo anche slatentizzare o comunque peggiorare i sintomi di tante malattie, anche tante malattie autoimmuni, le tiroiditi, la fibromialgia, malattie che logicamente non sono guaribili, magari si possono ridurre la sintomatologia, però se noi partiamo da un buon benessere intestinale riusciamo sicuramente a dare dei miglioramenti, vedere dei risultati. Esatto, sì. Abbiamo Piero da Zero che fa anche rima. Ciao Piero. Ciao Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Voi, dato che siete da buona, voglio domandarvi, Glera, se mai esistito il nome Glera Vitigni, che era sempre prosecco, anche fin 10 anni fa. Rosario Nogueira, sulle cose, Glera non esisteva, c'è un nome dato dopo qualcosa, Glera, perché il prosecco era chiamato, ma il prosecco era sempre uva bianca, uva, non so, 1, 2, Noria che farà 2 o 3 anni, gli dai 6 per cavare i video perché non vogliono neanche fare schei, altro che 200 euro ai quintali a Glera, che non c'è neanche più schei. Perché mi si ricorda mia che gli pagava tanto grazie che passa a gente i contadini, pagava via i vigne e infilava che li impiantati. Adesso sotto questi posti vide perché tutto meccanizzato a macchina. Ma è un'altra cosa, Glera, il nome Glera non esisteva nella varietà d'uva, perché voleva sapere se da non lo sa, Glera non esisteva, prosecco sì. Mi ricordo ancora 10 anni fa, quindi di parlare del prosecco, adesso mi sai, e il prosecco era un paesetto un paesetto vicino Udine, come cosa no, sì, no, tu l'anuario uido, tu inclusi, vedendo cos'è. Che sente anche nel comandano anni, che mi fa. Arrivederci, grazie, buongiorno. Caro Piero, prego Zambon, Glera, prosecco, uva bianca, uva nera, Ha perfettamente ragione, è vero che Glera non esisteva, il prosecco è diventato un vino, non un vitigno, ed era la condizione, la necessità per poterlo tutelare. Vale lo stesso ragionamento per il Tokai. Se voi avete vissuto la vicenda del Tokai, il Tokai oggi è appannaggio di Tokai, che è un comune ungherese, e chi aveva le viti che erano di Tokai in Friuli hanno dovuto cambiare nome e adesso il vino si chiama friulano. Allora sostanzialmente il prosecco è diventato prosecco vino per poter avere una tutela che funziona, perché se avete visto proprio in questi giorni dall'Europa è venuta fuori la posizione per cui c'è stata la decisione che Prosek, quello sloveno, cos'era, croato-sloveno, non può essere utilizzato, e questo è a tutela. Credo che da questo punto di vista quello che è stato fatto sia più che giusto, nel senso che Glera è rimasta la vite e Prosecco è diventato il vino, che è un vino tutelato che si può produrre solo in una determinata zona. C'è poi la denominazione di origine controllata e garantita, che è Asolo, la zona dell'Asolano e la zona Valdoppiadene, e poi c'è la zona della DOC che è molto più grande. Io credo che da questo punto di vista il lavoro che è stato fatto anche per la tutela sia corretto. E vorrei fare una precisazione, perché è vero che c'è ed è per quello che è stato recuperato il nome di Prosecco, che è una località, un paesino sopra Trieste, però quando è stata fatta l'approfondimento per quanto riguarda il riconoscimento UNESCO, si è individuata anche nella zona di Pomigliano una zona, uno spazio, una località che era definita Prosecco
Come il napoleoniche. Per nostro cui Cartizze, diciamo, Presidente, non abbiamo il Cartizze noi con questa zona Cartizze. Si è bloccato? O nominare Cartizze si è bloccato il Prosecco. Avete sentito? Allora, dottoressa, vediamo se riusciamo a riprendere la linea con Zambon. Eccolo qua. Presidente, ci sente? sì, ho perso la linea, scusa. Ho detto come il Cartizze, no, il famoso, noi non abbiamo il Cartizze. Sì, ma quello è rimasto e quello è Non si sente più, una volta si parlava del Sì, Cartizze sì, come il plus ultra del vino, Sì. cioè bevevi un Cartizze era un'altra cosa, o sbaglio? Anche la dottoressa dice di sì. No, lo è che è una produzione molto piccola, no? Sono pochi ettari che sono specifici della zona del Cartizze. Per fortuna che è rimasto quello, per fortuna dico io. Allora adesso andiamo a vedere anche il secondo video che ha mandato la dottoressa Orsetti, perché trovo molto importante anche i video che ha mandato. Sì. Andiamo a vedere questa alimentazione. Sì, dobbiamo effettivamente, appunto, per migliorare lo stato del nostro intestino è molto importante l'alimentazione, perché uno dice ma cosa posso fare questo microbiota intestinale? In realtà appunto uno stile di vita sano, quindi il fatto di dormire bene, di camminare, di controllare lo stress possibilmente, ma soprattutto per quel che riguarda l'alimentazione dobbiamo mettere al primo posto, come dicevo anche prima, la verdura, la frutta, i legumi, Lo diciamo ancora, di nuovo, chissà esatto, che qualcuno i capisca. carboidrati possibilmente, non fermiamoci solo alla pasta, ma c'è anche appunto il farro, l'orzo, l'avena, proprio utilizzare i chicchi, i cereali a chicco come era una volta prima della macinatura. Non che il fatto della farina sia una cosa negativa, ma purtroppo nelle farine vengono addizionati anche tante altre cose che non sono proprio attinenti al frumento. E stessa cosa con l'apporto proteico, possibilmente cercare di nuovo di utilizzare i legumi, potremmo mangiarli tutti i giorni, di ridurre un po' la quantità di carne, di formaggi, utilizzare il pesce e soprattutto evitare, come stanno passando adesso le slide, tutto quello che sono i cibi processati, confezionati, a partire dai classici dolciumi, noi pensiamo magari alle caramelle, ma in realtà quella è una minima parte, perché se andiamo ben a vedere, io lo faccio spesso anche con i miei piccoli pazienti, andiamo a leggere la lista degli ingredienti, prendiamo paura anche in un banale sacchettino di fette biscottate, a noi ci sembra che sia fatto con farina, acqua, lievito, appunto, invece troviamo un rosario scritto di cose. Ecco, quelle Oddio, cose la scrivono anche talmente in piccolo sì, che è anche difficile leggere sì, il rosario. Secondo me fanno apposta, così uno o la non scadenza guarda. che non sai dov'è sta scadenza. Esatto. Ma veramente una roba grande. Sì, quindi, va bene, sì. Dottoressa, devo chiudere. Io la ringrazio veramente, dottoressa Chiara Orsetti, di essere stata con noi, biologa e nutrizionista. Saluto anche sempre e grazie anche a Floriano Zambon, presidente Associazione Città del Vino. È sempre un piacere averla ospite, anche perché è una persona per bene, anche lui deve districarsi in un mondo molto complesso, come ha detto il nostro Leone da Tre Baselleghe. Grazie anche a lei Presidente, buona giornata anche a lei dottoressa. Grazie. Pubblicità. Allora siamo collegati, adesso vi porto a Monza dove c'è la professoressa Maria Assunta Zanetti, direttrice Laboratorio Talento, docente di psicologia all'Università di Pavia. Buongiorno dottoressa, buongiorno, grazie di essere qui. Professoressa, scusi. Allora professoressa, io vorrei leggere questo articolo. Ho fatto valutare i miei figli, erano diversi dagli altri. Sono ragazzi che possono essere ipersensibili o percepire più forti gli odori e i rumori. Sono ragazzi, non sono geni, sono ragazzi con un neurofunzionamento diverso dagli altri. Sono ragazzi plus dotati. Ecco, cosa ci dice professoressa? Questi genitori che si accorgono che questi ragazzi, nei loro figli c'è qualcosa che non va, reagiscono in maniera diversa anche all'interno della scuola, questi genitori che si preoccupano, c'è questo problema, si deve capire. Prego professoressa. Innanzitutto buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Preciso, non sono a Monza ma sono a Pavia. Ah, ecco, hanno sbagliato a scrivermelo. Adesso sì, correggo professoressa, grazie. Appunto lei ha introdotto un tema che è il tema appunto dei bambini, ragazzi ad alto potenziale plus dotati, che comincia negli ultimi anni a diventare anche un tema di
diciamo, interesse nel nostro contesto. Io ho aperto questo laboratorio che abbiamo presso l'Università di Pavia, il Lab Talento, nel 2009 e questo laboratorio appunto era per dare delle risposte alle genitori che si rivolgevano a noi con queste difficoltà, preoccupazioni di cui lei ci ha parlato. Forse il nostro contesto si sta cominciando a preparare per accogliere, per dare risposte alle preoccupazioni di questi genitori che, come lei giustamente ci ha rimandato in quella lettera che ha letto, sono genitori preoccupati di accompagnare il loro bambino, la loro bambina a vivere meglio la loro diversità. Diciamo subito che una caratteristica di funzionamento, quale quello della plusdotazione, è coinvolge un 5% della popolazione, per cui direi un bambino ogni 20, e tuttavia non abbiamo ancora una sensibilità ad accogliere sempre questi bambini, questi ragazzi. Le caratteristiche di cui lei ha riportato, per cui questa ipersensibilità, questa diversità anche nella percezione, fa proprio parte del loro modo di funzionare. Non è da considerare un aspetto di patologia, ma è sicuramente una modalità di funzionamento che deve essere accolta. Ecco, non so se le ho risposto. Sì, mi ha risposto anche molto bene, la ringrazio, professoressa Zanetti. Quello che mi preoccupa è che se abbiamo una scuola all'altezza di questo, perché è un tema importante, anche perché questi ragazzi si sentono esclusi, anche perché tendono ad avere amici più grandi di loro, perché funziona così, e questo preoccupa molto, perché abbiamo una scuola dove abbiamo delle carenze enormi. Noi abbiamo il metodo Montessori che tutti ci hanno copiato e invidiato, però poi non abbiamo altri metodi che dovremo assolutamente invece cercare di supportare, proprio per dare un aiuto a questi ragazzi, perché io penso che se questi ragazzi non avessero avuto due genitori così attenti, ecco, non so, ecco, anche il bullismo, di essere messi da parte, di non socializzare con gli altri, è un problema veramente che poi si ripercuote a livello psicologico di questi ragazzi, che possono chiudersi in se stessi, e sono veramente una meraviglia invece. Prego, professoressa. Sì, allora lei ha messo l'accento su alcune criticità, no? Sicuramente la scuola è il luogo all'interno del quale questi bambini, queste bambine possono essere accompagnati e riconosciuti. L'attenzione dei genitori che lei ha rilevato di queste bambine, di questa bambina, come dico, mi ha portato ad aprire il laboratorio appunto sulla plusdotazione, il talento, ma nel contempo mi sono subito resa conto, io do le risposte ai genitori, ma devo dare le risposte anche agli insegnanti. E allora dal 2012 noi abbiamo ci siamo impegnati come Università di Pavia, come laboratorio del talento, insieme all'UST, cioè all'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, da subito dal 2012, per attivare dei percorsi di formazione per gli insegnanti. E dal 2012 ad adesso noi abbiamo realizzato questo accordo di rete, la scuola Educa il Talento, e stiamo formando in Italia, non solo nella zona appunto di Pavia, ma in Italia stiamo formando appunto insegnanti che siano capaci non solo di riconoscere le potenzialità, le caratteristiche di accelerazione, diciamo di anticipazione, insomma bambini che spesso sono molto più avanti degli altri, e il rischio che talvolta debbano mettere, io dico, l'apprendimento in stand-by. Invece dobbiamo cercare di accompagnarli con il giusto nutrimento, non l'iperstimolazione, a essere pronti a diventare poi protagonisti del proprio appunto anche delle proprie caratteristiche, del proprio talento. E come dicevo, questo accordo di rete, la scuola Educa il Talento, sempre più, avendo formato insegnanti nei diversi ordini di scuola, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado,
abbiamo appunto ormai anche una sensibilità diversa da parte degli insegnanti. Certo, diventa importante che la scuola trovi anche la possibilità di adottare delle metodologie specifiche, e il metodo Montessori sicuramente è uno dei metodi che ci è stato copiato e è stato più che altro esportato, no? A livello internazionale. Diventa proprio uno dei metodi, attraverso appunto anche integrato con altri che sono specifici per alunni prosdotati, che può essere adottato. Noi proprio sulle metodologie e su quali sono i percorsi, i programmi che possono essere adottati in un'ottica inclusiva. Ecco, lei parlava di bambino che rischia l'esclusione perché appunto è diverso dagli altri, o si autoesclude o diventa vittima di bullismo. Questo è vero, sono situazioni, che io ho incontrato e anche in letteratura sono documentate. Tuttavia, per evitare tutto questo, io devo fare in modo che queste azioni che faccio, soprattutto a livello educativo, a livello di supporto scolastico, siano fatte all'interno appunto del contesto classe. Per cui noi stiamo formando insegnanti ad avere appunto un atteggiamento non solo di accoglienza, ma anche di possibilità di far sì che questi talenti, perché sono talenti appunto che non rimangano confinati solo alla persona, ma possono essere condivisi all'interno appunto del contesto classe. Allora, adesso abbiamo visto questo articolo di giornale, guardiamo anche questa locandina di questo incontro e salutiamo anche il professor Mario Dalle Carbonare, dirigente scolastico Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Treviso, che ringrazio di essere qui. Grazie professor Dalle Carbonare, perché è un tema molto importante che stiamo discutendo con la professoressa Zanetti, ma che riguarda veramente anche la scuola, questo insegnante che deve saper leggere questo comportamento di questo ragazzo che non sta mai fermo, che cerca di fare amicizia con ragazzi più grandi di lui. Ci sono dei segnali, ecco, quanto importante è per un insegnante capire, ecco, questo comportamento e cercare di accompagnare poi se il genitore non si accorge. Prego professor Dalle Carbonare, grazie. Buongiorno, grazie intanto a voi per l'invito, buongiorno anche alla professoressa Zanetti. Mi scuso ma c'è stato un problema tecnico per il collegamento. Dunque l'importanza del tema, e vi ringrazio anche per la sensibilità rispetto a questo, diventa via via più rilevante, e credo che sicuramente la professoressa l'abbia già illustrato meglio di me. La questione fondamentale, come diceva lei, signor Tuzzato, è formare e informare i docenti affinché alcuni segnali vengano colti e poi si possano trovare le strategie migliori per far sì che questi ragazzi e queste ragazze abbiano la risposta giusta. L'obiettivo che stiamo cercando noi di realizzare, anche se richiede tempo ovviamente, è proprio questo, cioè dare ai docenti una formazione adeguata, e lo stiamo facendo grazie alla collaborazione con Lab Talento di Pavia, affinché i segnali vengano colti e affinché ai genitori e poi nel rapporto con gli specialisti si possano dare dei suggerimenti operativi, perché il lavoro si fa a più livelli e a più mani, cioè la scuola ha un compito sicuramente, gli specialisti ne hanno uno fondamentale, però poi è la famiglia che si trova anche al centro di una rivisitazione spesso difficile, a volte anche dolorosa, della propria lettura del rapporto con il figlio e dei rapporti interpersonali. Detto questo però ci sono anche grandissime potenzialità di intervento, cioè da un lato ci sono le difficoltà, dall'altro ci sono anche delle risorse fondamentali e davvero belle che i ragazzi possono mettere in campo e che la scuola ha anche il diritto e dovere di mettere a fuoco nella migliore dei modi. Noi, grazie al rapporto con Lab Talento, negli ultimi 3 anni siamo riusciti a formare circa 800 insegnanti in una rete di scuole che ne coinvolge 40 in tutta la provincia di Treviso e alcune scuole anche di altre province del Veneto che hanno creduto e che credono in questo progetto. Grazie professor Dalle Carbonare anche per questa spiegazione molto importante. Come sentite ce la stanno veramente mettendo tutta per cercare anche di far capire a questi ragazzi che l'accoglienza è la prima cosa, l'ascolto e l'accoglienza. Professoressa Zanetti, che è quello che vogliono questi giovani, questi ragazzi, l'ascolto. Io ieri mattina ero una salice piangente, mi sono descritta come una pianta perché avevo partecipato a un incontro con la messa in prova anche
anche di certi ragazzi e di certe ragazze, e veramente la solitudine e soprattutto il non ascolto di queste persone veramente preoccupa, professoressa. Io non devo essere fortunata di essere nella sua scuola o nella scuola del professor Carbonare, io devo essere fortunata ad avere quello che mi aspetta di diritto, che è una scuola all'altezza anche della mia situazione, della mia personalità. E questo non avviene, professoressa. Io ho una ragazzina di 14 anni che praticamente è muta ma non sorda, e la mamma non vuole assolutamente metterla su una scuola per disabili, perché questa è la parola. La mamma dice: mia figlia non parla ma sente, usiamo la lingua dei segni. Ha vinto 2 ricorsi al TAR, professoressa, ma ancora a casa Lisa da scuola. Ieri per fortuna c'è stato un incontro in regione, perché l'abbiamo affiancata anche da un avvocato, l'avvocato Pavaretto, che segue anche la nostra associazione, per cercare di far andare Lisa a scuola. Ma non è possibile che Lisa chieda a sua mamma: che fine sarà della mia vita, mamma, cosa farò io della mia vita? Capisce, professoressa? Le dico queste cose perché dobbiamo pur parlare di questi casi, ecco, che la scuola non riesce ad accogliere perché non ha gli insegnanti, la scuola la lingua dei segni. Quante cose, professoressa, mancano? Prego. Sì, allora questo sicuramente è un diritto negato di questa ragazzina, ma è anche un diritto negato quello dei bambini e ragazzi plusdotati, che talvolta, come dico, a scuola si devono un po' mordere il freno, no? Perché talvolta la scuola dice, non avendo magari docenti preparati o con strumenti adeguati, non sa dare le giuste risposte. Per cui questo sicuramente è un aspetto importante, quello che dicevo anche prima. Noi siamo partiti dall'accogliere le fatiche e le preoccupazioni dei genitori, e per dare una risposta non l'abbiamo data solo alla famiglia, ma l'abbiamo cercato appunto di rendere il contesto di crescita il più consapevole possibile, per cui dalla scuola al contesto sociale, al contesto anche della comunicazione, per cui ben vengano ad esempio momenti come questo, perché sono momenti di sensibilizzazione che sicuramente intercettano i bisogni e le fatiche di molte persone. E devo dire, sappiate che comunque la nostra scuola certo deve avere una visione di scuola e avere, come il dirigente della Carbonare, una dirigente illuminato. Io in questi anni ne ho trovati parecchi che si sono proprio messi in gioco e mi hanno dato fiducia. Devo dire, ringrazio anche in questo caso il professor Dalle Carbonare, che poi comunque io non vado a dar loro una ricetta, io posso dare nel contesto della formazione qualche strumento, però per cercare insieme di trovare quali sono le soluzioni migliori per quella situazione, per quel bambino. Non abbiamo appunto dei modelli da esportare, ma abbiamo appunto delle pratiche da condividere. Questo è un aspetto importante. Io dico sempre, quando parlo con una famiglia di un bambino che andiamo a valutare, o quando il bambino è stato valutato, parliamo con la scuola per dar loro la possibilità insieme di accompagnare al meglio questo bambino, dico sempre che dobbiamo costruirgli un vestitino addosso, per cui dobbiamo davvero non avere delle ricette preconfezionate, ma proprio grazie anche alle caratteristiche, grazie ai contesti, cercare appunto di fare questa curvatura sulle esigenze, sui bisogni del bambino e della bambina. Il lavoro che la rete APC Veneto Treviso sta facendo è sicuramente un lavoro incommiabile. Questi 800 insegnanti che ormai io sto seguendo insieme al professor Dalle Carbonare, sicuramente sono insegnanti che però faranno la differenza all'interno delle loro scuole. E poi secondo me ci sarà anche un altro aspetto, ovviamente gli insegnanti, la formazione è consigliata, non è obbligatoria, e questo appunto in alcuni casi, in alcune scuole, perché gli 800 insegnanti partecipano a diverse scuole. Alcune scuole forse sono un po' macchia di leopardo, no? Per cui non tutti magari hanno aderito alla proposta che insieme appunto al dirigente della Carbonare altri dirigenti hanno accolto.
Tuttavia io confido in una, in una sorta di contagiosità e contaminazione positiva da parte di quegli insegnanti che io in questi anni ho incontrato, che se davvero sono messi nella condizione di poter accompagnare bambini, bambine con dei talenti e portarli pertanto a sviluppare le loro potenzialità, vedo degli insegnanti che sono veramente gratificati di quello che stanno facendo e soprattutto di quello che stanno cercando di fare non solo per quel bambino, per quella bambina, ma per quel gruppo classe, per quel contesto, ecco. Vede, professoressa, il grande problema è come tutti i lavori, se tu hai la passione per il tuo lavoro e la passione ti porta ad avere anche una certa sensibilità, e là è il grande problema, perché poi parliamo di persone, di uomini, di donne, ma di persone, e se io non sono fortunata, professoressa, come ha detto lei, non tutti hanno aderito in un progetto invece dove, a mio avviso, lo metterei quasi obbligatorio fare questa formazione, perché è importantissima, vuol dire che tu credi nella scuola, nell'insegnamento, nel porti anche a confronto con questi ragazzini. Se non sei formato, come fai a capire? Ecco, intanto complimenti professor Dalle Carbonare, perché è sempre nel pezzo, lo dico, l'ho invitato altre volte, come ha detto lei, forse è una questione proprio di sensibilità. Come commenta professor Dalle Carbonare quello che ha detto lei, capire l'importanza della formazione all'interno di un istituto scolastico, perché abbiamo questi ragazzi che sono le nostre fragilità, stanno scegliendo e stanno cercando di intravedere anche il loro percorso e noi dobbiamo aiutarli, non dobbiamo metterli all'angolo. Prego professor Dalle Carbonare. Allora, due cose che ha detto, tra le cose che ha detto la professoressa Zanetti, che vorrei riprendere. La prima è il fatto che ci sono degli insegnanti che ci stanno credendo, ci stanno lavorando, io li ringrazio davvero, e ci sono tanti colleghi, adesso io sono qui perché rappresento la rete, ma in realtà ci sono tanti colleghi che ci hanno creduto fin dall'inizio. Io vorrei ringraziare anche gli altri dirigenti. Mi fa piacere che la professoressa dica: io ho incontrato tanti dirigenti e tanti docenti in giro per l'Italia, perché non lavora solo con noi chiaramente, che hanno questo punto di vista e che vogliono formarsi su questo. La formazione è volontaria, questo è vero, quindi è una scelta dell'insegnante o del team di insegnanti o del consiglio di classe di fare questo passaggio. E l'altro aspetto che volevo riprendere del discorso che faceva la professoressa era quello un po' dell'abito su misura, perché effettivamente questi ragazzi e queste ragazze, a parte che siamo tutti uno diverso dall'altro, ma sono particolarmente uno diverso dall'altro. Cioè, quando può capitare un insegnante o un dirigente con i quali ci confrontiamo dice: beh, adesso datemi un'indicazione su come lavorare. Le indicazioni possiamo condividerle, ma non c'è una ricetta unica valida per tutti o valida per tipologie. L'abito su misura, mi verrebbe da dire, lo facciamo insieme agli specialisti, lo facciamo insieme alla famiglia, la scuola poi ha un compito didattico che è proprio, però la stoffa di questo abito ce la danno i ragazzi e le ragazze, i bambini. Non è che noi inventiamo tutto, anzi è proprio a partire dalle loro caratteristiche, dalle loro potenzialità, anche dalle loro fragilità, perché il rischio, e penso che la professoressa ne abbia parlato con dovizia di particolari prima, è anche proprio quello di perdere queste potenzialità, da un lato perché non ce ne accorgiamo, dall'altro perché non le sappiamo valorizzare, dall'altro ancora perché in alcuni casi purtroppo rischiano di sfociare nell'abbandono scolastico e nell'insuccesso scolastico, che sembra paradossale, perché stiamo parlando di bambini e bambine che hanno delle potenzialità, diciamo così, particolari e che possono fiorire in modo diverso rispetto agli altri. Non stiamo parlando di persone migliori, vorrei che fosse chiaro. Qui non stiamo facendo una gradualità tra chi merita di più e chi merita di meno. Giustamente lei, signora, diceva: siamo tutti delle persone che devono poter sviluppare un loro percorso di vita, ed è fondamentale. Nel caso di questi ragazzi e di queste ragazze, queste potenzialità e queste caratteristiche specifiche talvolta possono anche, se non capite, se non individuate correttamente, diventare un ostacolo per loro e per l'adulto a scuola o a casa, che non vedendole e non capendole le interpreta in maniera sbagliata. E ci vuole anche un po' di coraggio. Sicuramente il talento l'ha avuto e ce l'ha tuttora, perché sono partiti anni e anni fa con questo progetto. Ce l'hanno anche le scuole, nel senso che il coraggio sta anche nel dire: inventiamoci delle soluzioni che abbiano chiaramente un fondamento scientifico. Cosa vuol dire inventiamoci delle soluzioni? A scuola adottiamo dei percorsi per Marco o per Giovanna
anche quando magari la normativa non li ha già tracciati. Non possiamo andare contro quello che ci dice chiaramente la normativa, questo no, però ci sono tanti percorsi che si possono individuare anche di collaborazione con l'esterno, con altre entità, con enti del territorio, con l'università ad esempio, penso ai più grandi, che possono dare almeno delle risposte parziali a questi ragazzi e a queste ragazze nello sviluppo anche delle loro potenzialità e dei loro interessi. Professor Dalle Carbonare, mi viene una domanda spontanea, questo non stare mai fermi, questa voglia di muoversi in continuazione, anche le discipline sportive possono aiutare questo ragazzo, magari trovare anche un percorso diverso anche nello sport magari? Allora, intanto i ragazzi diciamo gifted o con alto potenziale cognitivo hanno caratteristiche molto diverse e non tutti hanno anche quei tratti. Penso che la professoressa prima l'abbia anche magari indicato. E il fatto che l'alto potenziale si sviluppi in tanti ambiti diversi significa che può manifestarsi anche nell'ambito ovviamente artistico, nell'ambito sportivo, e da questo punto di vista per alcuni di loro sì, l'aspetto motorio sportivo può essere particolarmente rilevante. Ce ne sono altri per i quali ad esempio l'aspetto motorio sportivo non è esattamente nelle loro corde, quindi far diventare quello un punto di forza diventa problematico. Ripeto, in questi casi in particolare non c'è una situazione uguale all'altra e quindi non c'è una ricetta preordinata che valga per tutti o anche per macro categorie. L'abito su misura è proprio l'espressione forse più bella che potesse emergere anche dall'intervento della professoressa, per chiarire un po' a tutti cosa significa poi essere a scuola con questi ragazzi e anche essere genitori di questi ragazzi, intendiamoci. Non è un percorso semplice neanche per i genitori. Sentiamo anche come commenta le mie parole la professoressa Zanetti. Ecco, queste discipline sportive ne abbiamo tantissime, dove questo ragazzo o questa ragazza può incontrare anche dei benefici, perché è sempre movimento. Cosa ne pensa, professoressa? Sicuramente, come già anticipato dal dirigente Dalle Carbonare, non tutti hanno una diciamo peculiarità sportiva, ecco, e soprattutto il talento sportivo può diventare, è comunque un elemento che se adeguatamente appunto sviluppato è sostenuto anche da buone capacità di ragionamento. Pensiamo, in questo momento noi abbiamo un giovane tennista, Sinner, che ha scalato in pochissimo tempo appunto le classifiche a livello internazionale, e io sono convinta che lui abbia anche delle buone non solo capacità skill sotto il profilo motorio, ma nella pianificazione, nella programmazione, per cui c'è tutto questo. Teniamo conto che, come si diceva anche prima, le caratteristiche della plusdotazione sono caratteristiche appunto che si parla di asincronia dello sviluppo, per cui c'è una diversa modalità anche di funzionamento sotto il profilo cognitivo, sotto il profilo emotivo e anche dei comportamenti, per cui non sempre l'aspetto sportivo, l'aspetto motorio viene privilegiato. Certo, quello che noi stiamo cercando di fare anche con le attività di supporto, indipendentemente da quelle che facciamo a scuola, noi facciamo anche dei percorsi, abbiamo dei laboratori per gruppi di bambini, di ragazzi con plusdotazione, lavoriamo molto anche sulla dimensione, motoria, la dimensione del fare, la dimensione proprio del creare, perché quello diventa un modo anche per far sì che tutta una serie di potenzialità possono essere adeguatamente incanalate. Ritornando al talento sportivo, pensiamo come questo tema della plusdotazione è un tema che è entrato nell'agenda delle politiche educative nel contesto americano dalla fine degli anni 60, per cui dal 1972 il tema della giftedness, e guardate anche il termine inglese molto più evocativo di un dono, cioè qualcosa di bello, qualcosa appunto che devi condividere, un dono, tu lo condividi, è stato appunto oggetto di interesse da parte appunto delle politiche educative americane, tale per cui si è cominciato appunto a investire su questi aspetti. E proprio all'interno di questo noi sappiamo che tu accedi nel contesto appunto dei college americani non solo se hai delle buone
capacità cognitive, delle buone skill cognitive, ma anche se hai dei buoni talenti nell'ambito artistico, nell'ambito sportivo, nell'ambito musicale, perché tra le caratteristiche che sono state individuate per definire un soggetto plus dotato, oltre a una buona capacità intellettiva, oltre a una buona capacità creativa, c'è un talento artistico, un talento nelle arti appunto figurative, c'è anche una capacità di leadership, di stare dentro nella dimensione appunto anche relazionale, e la dimensione motoria è anche questa un'altra che entra dentro, con però questi diciamo up and down, per cui in alcuni casi può essere considerato un aspetto che può essere sicuramente funzionale allo sviluppo del talento, in altri casi può creare appunto quei problemi che lei diceva prima, il disturbo del comportamento, il disturbo dell'attenzione, a cui spesso questi bambini, queste bambine vengono ricondotti nei loro comportamenti, è solo perché non hanno trovato all'interno appunto del contesto scolastico, sociale, familiare, la possibilità di canalizzare, di sviluppare. Ma questo è dovuto, professoressa, lo dico anche al professor Dalle Carbonare, sentendovi parlare, che bisogna investire nella scuola, non c'è niente da fare, bisogna investire nella scuola, bisogna dare le armi per combattere questi malesseri, capire questi ragazzi. L'investimento può fare questo. Abbiamo Silvia da Vicenza, vai Silvia. Buongiorno. Buongiorno Innanzitutto. Allora, io vorrei fare una domanda sia alla professoressa Zanetti che al dirigente Dalle Carbonare. In caso di bambini, parlo scuola primaria nel mio caso, e volendo anche scuola secondaria perché io insegno nella scuola secondaria di primo grado, se sono presenti persone con doppia eccezionalità, intendo ad esempio nel nostro caso alto potenziale cognitivo e Asperger, autismo ad alto funzionamento di primo livello, come si può fare per l'inclusione scolastica e diciamo gestire entrambi gli aspetti? Perché penso sia un fattore abbastanza critico e soprattutto io mi auspico veramente di cuore che questa cultura arrivi anche fino all'Alto Vicentino, perché veramente è veramente difficile anche solo provare a interloquire con certi insegnanti, pur essendo io insegnante stessa. Ecco, insomma, volevo capire sul discorso delle doppie eccezionalità se avete magari un occhio diverso anche su questa cosa qua. Tutto qua. Ti ringrazio della telefonata Silvia, complimenti Silvia. Prego professoressa, iniziamo da lei, poi passiamo al professor Dalle Carbonare per rispondere a Silvia da Vicenza. Sì, allora la doppia eccezionalità è sicuramente una delle condizioni che si possono verificare. Teniamo conto che in letteratura sono state individuate diverse tipologie di soggetti gifted e il quinto profilo è proprio la doppia eccezionalità. Quello che purtroppo non viene fatto in questi casi, quando viene comunque individuata la presenza di una dotazione cognitiva e di una comorbidità nell'ambito appunto in questo caso dello spettro autistico, piuttosto che dei DSA, piuttosto che del disturbo positivo provocatorio o quant'altro, si mette solo il focus sull'area di fragilità e non sull'area di potenzialità. In questo modo, se io non tengo in asse, in equilibrio queste due dimensioni, creo una situazione che diventa una situazione che compromette ad esempio l'autostima, compromette l'autoefficacia e può creare situazioni di esclusione o situazioni appunto di sofferenza dei bambini e dei ragazzi. Negli ultimi anni anche devo dire questo tema comincia a diventare anche un oggetto di diciamo di interesse anche da parte dei media, perché a me capita in questi giorni, oltre a voi, grazie, di essere magari chiamata proprio su questo tema, proprio perché in un'ottica inclusiva io devo avere uno sguardo, io dico sempre,
a 360 gradi, perché io faccio un'inclusione non solo per le persone che hanno delle fragilità e che devono pertanto giustamente avere accesso a tutte le opportunità formative di supporto appunto delle loro, di compensazione delle loro fragilità, ma anche a tutti questi altri. Per cui laddove io ho una doppia eccezionalità devo aver ben chiaro che devo mettere in atto delle misure che vadano a sicuramente a mettere in sicurezza l'area di fragilità, per cui con strumenti compensativi, con strumenti dispensativi e quant'altro, ma valorizzare anche quell'altra area. Questo, molto chiara, professoressa. Penso che abbia risposto molto bene alla nostra Silvia, che fa fatica anche a confrontarsi con certi colleghi, proprio perché c'è la formazione che manca, ecco, ed è molto importante questo. Professore Dalle Carbonare, a lei la risposta, prego. Allora, da un certo punto di vista il problema della formazione torna anche in questo caso, da un altro però c'è anche la potenzialità di lavorare con i colleghi volendo e anche con scuole che anche nell'Alto Vicentino hanno già cominciato a fare dei passi importanti, non perché siano nella rete, ma sicuramente ce ne sono anche altre. Il comprensivo 1 Battistella di Schio e il comprensivo di Asiago hanno già una formazione avviata su questi temi. So che a giorni c'è un convegno, anche un seminario organizzato dal Liceo Quadri di Vicenza sull'alto potenziale. Il Liceo Quadri non fa parte della rete, ma è evidente che la rete non ha nessun monopolio, anzi in più siamo meglio è. Che cosa succede a scuola quando una famiglia ha una relazione in cui si registra, appunto, si certifica una doppia eccezionalità? La condivisione da parte della famiglia della relazione è fondamentale, cioè il fatto che i docenti e il dirigente possano avere cognizione anche del punto di vista che è di capitale importanza degli specialisti serve per mettere a fuoco i passi da fare, quindi per decidere che cosa si può fare in classe e come potenziare il percorso, quali strategie utilizzare e eventualmente, nel caso di DSA poi chiaramente è obbligatorio, eventualmente si adottare dei piani didattici personalizzati. Cosa vuol dire? Che anche per iscritto si concordano delle azioni da fare con il ragazzo o con la ragazza. Più i ragazzi sono grandi, più vengono coinvolti in questo, cioè si chiede anche a loro di partecipare e di identificare quelle che sono le loro aree di potenzialità e come svilupparle. Che non sia facile è vero, però è anche un nostro dovere, cioè noi siamo qui perché ci sono i ragazzi. A me piace sempre condividerlo con le persone, con i docenti con cui lavoro. Se non ci fossero i ragazzi, i bambini e le ragazze, noi non saremmo qui a fare scuola, cioè non siamo qui per altro sostanzialmente. E quindi l'obiettivo nostro è quello di trovare tutte le strade possibili. Ultima cosa che volevo indicare da questo punto di vista all'insegnante Silvia è proprio la necessità di avere un rapporto a 4 mani, a 6 mani anzi, scuola, famiglia e specialista. È chiaro che lo specialista ha un punto di vista e ci dà il là su moltissime cose. La famiglia, dall'altro punto di vista, ha il dovere e la possibilità di gestire tutto l'aspetto educativo, perché lì non è compito della scuola. Gli aspetti didattici e gli aspetti anche di sviluppo delle possibilità, delle potenzialità dei ragazzi a scuola sono proprio il compito della scuola. Faccio solo qualche esempio magari che riguarda i più grandi. Se c'è la possibilità per questi ragazzi, e alcuni con doppia eccezionalità ad esempio la dimostrano, di sviluppare le loro competenze in un ambito che è ulteriore, che noi ad esempio non riusciamo a dare, penso all'università, si possono instaurare dei rapporti con l'università già a partire dal secondo o terzo anno delle superiori, per cui si possono proporre a questi ragazzi dei percorsi universitari che in parallelo siano riconosciuti dalla scuola in cui loro sono iscritti. Oppure con centri di ricerca, ripeto, sto parlando un attimo in questo momento dei più grandi, ma ci sono anche dei percorsi che possono essere fatti all'interno della singola scuola, cioè se io ho dei ragazzi o dei bambini anche che riescono a veicolare alcune loro competenze e quindi anche a farle diventare risorsa disponibile per gli altri, non vado a trasformarli in maestri e maestrine per i più piccoli, intendiamoci, o per chi ha magari qualche difficoltà in più, ma posso farli interagire con compagni di classi più grandi, per percorsi che vengono concordati tra consigli di classe diversi. Per cui posso avere un ragazzo che in prima o seconda ha interessi specifici di fisica, penso a un liceo, penso a un tecnico, e lo faccio partecipare a lezioni di quarta e quinta. Viceversa potrei far partecipare ragazzi più grandi a lezioni delle classi più piccole
per dare dei contributi specifici e per far capire anche in fase orientativa cosa significhi sviluppare interessi, sviluppare contenuti disciplinari nel corso dei 5 anni. La stessa cosa si può fare in un comprensivo tra classi del primo ciclo e classi del secondo ciclo, cioè scusi, delle primarie e delle secondarie. Non so se ho reso un'idea. No, ha spiegato bene, anche perché ampio, così anche questa insegnante, anche lei ha dei punti di riferimento che sono molto importanti. Allora adesso io vorrei chiedere alla professoressa Maria Assunta Zanetti cosa ne pensa. Scuola ritorna il voto in condotta, disegno di legge approvato dal Senato, ora alla Camera, solo alle primarie giudizio sintetico sul comportamento. Allora con il 5 si ripete l'anno. Arriva la stretta del governo per gli studenti che non tengono un comportamento adeguato a scuola. Come lo legge lei, professoressa? Perché noi abbiamo parlato di questi ragazzi, per carità, con delle potenzialità enormi, ma il comportamento a volte lascia desiderare. Perché faccio questa domanda? Perché mi viene la domanda, un punto di domanda. Ma questi ragazzi, se non stanno fermi, se sono super operativi e non c'è un insegnante adeguatamente formato per capire che c'è un altro problema, allora arriva questo 5 in condotta, se sono sfortunato che non sono capito? Allora, parto da una mia esperienza. Come dico, dal 2009 io ho aperto questo laboratorio e ho cominciato a incontrare non solo le famiglie ma anche le scuole e spesso io mi sono trovata a prendere visione di pagelle o anche documenti di valutazione in cui c'erano valutazioni positive, 10, in tutto l'ambito, diciamo, accademico, tutte le materie, e 5 in condotta, proprio per quello che lei diceva. E questo ovviamente, io quando vedevo queste, non c'era ancora appunto la legge adesso che li porta alla bocciatura, per cui ovviamente quello era sicuramente un elemento che andava a compromettere che cosa? Andava a compromettere la percezione dell'alunno di come era visto in classe, perché se io ho una valutazione per quanto riguarda gli aspetti appunto del rendimento scolastico adeguata, positiva, ma poi ho una valutazione negativa sul comportamento, io dicevo sempre, caro insegnante, dobbiamo valutare la persona a 360 gradi, per cui se quell'alunno mette in atto quei comportamenti di disturbo che tu devi riprendere, perché ovviamente non è che dobbiamo tollerare il caos o l'indisciplina in classe, tuttavia devi fare in modo, attraverso appunto, come già anche anticipava il dirigente, dei percorsi che possono essere di risposta alle loro esigenze. Si parla di bambini che hanno un bisogno di significato, sono alla ricerca di significati, per cui ad esempio talvolta un compito, un'attività che per loro è troppo facile, ripetitiva, può mettere in atto dei comportamenti di disturbo, dei comportamenti di diciamo anche insofferenza che portano poi a mettere la nota piuttosto che essere ripresi e dar conto pertanto di un comportamento inadeguato. Per cui su questa cosa bisognerebbe molto ben valutare come viene fatta la proposta didattica e come il comportamento talvolta, non sempre per carità, ma talvolta possa essere il risultato di non essere stati accolti con quella giusta attenzione che ti mette nella condizione di avere una valutazione positiva. Ecco, per cui anche in questo caso un altro aspetto sul quale noi stiamo cercando molto di lavorare e concordo ancora, come diceva appunto il dirigente prima, quando noi cerchiamo di costruire addosso questo vestitino partiamo appunto da una stoffa che è quella dei ragazzi, per cui anche prima di andare a mettere in discussione o a valutare negativamente un comportamento cerchiamo insieme di capirne le motivazioni, perché quel comportamento potrebbe essere una spia di un bisogno di essere ascoltati, di essere accolti, come lei diceva prima, o potrebbe essere anche una risposta inadeguata
a una non trovare appunto soddisfazione nel proprio bisogno appunto di poter essere accompagnati alla ricerca di quei bisogni cognitivi di cui loro hanno bisogno e necessità. Allora, professor Dalle Carbonare, le chiedo questo. Allora, per quanto riguarda le scuole superiori, nel caso di voto pari a 6 si avrà un debito formativo e si dovrà sostenere un elaborato di educazione civica. Il vero spartiacque per gli studenti delle superiori, specie in ottica diploma, è però l'otto in condotta. Se non si supera questa soglia si possono perdere fino a 3 punti di credito scolastico, punteggio che va a confluire direttamente nel voto finale della maturità. Numeri importanti che dobbiamo capire e conoscere, è giusto parlarne anche questa mattina, perché poi il futuro di questo ragazzo è un futuro molto delicato, perché stiamo parlando ancora di fragilità, ancora non cresciute. Prego, professore. Allora, intanto il provvedimento di legge poi va preso, analizzato e calato nella vita quotidiana delle scuole, perché le scuole non sono dei tribunali. È chiaro che, come diceva prima la professoressa, se ci sono delle situazioni che richiedono un intervento disciplinare si fanno, su questo non c'è dubbio, però ripeto, non siamo qui a fare i poliziotti, siamo qui come educatori e come formatori, e questo è l'approccio essenziale. Quindi il numero è la conseguenza, quando usato, e soprattutto se usato correttamente, il numero di un voto, anche un voto disciplinare, di una presa in carico complessiva a 360 gradi, come si diceva prima, del percorso di un ragazzo, di una ragazza, di un bambino, di una bambina. Prima di usare il voto come clava per dire adesso ti boccio, scusate l'espressione, oppure adesso ti sanziono per bene e ti faccio perdere punti per l'esame di Stato, un consiglio di classe, vi posso garantire, ci pensa 4 volte. Cioè, un conto è che la legge dica puoi fare questa cosa, e un altro è che questa possibilità venga utilizzata e voglia essere utilizzata da un consiglio di classe o da un team docenti per colpire uno studente. Non è così. Cioè, la scuola, per l'esperienza che ho avuto io finora, le scuole non ragionano in questi termini. Cioè, lo strumento normativo non è lo strumento con il quale automaticamente si dica bene, questa è la tua situazione, tu finisci in questo canale. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì. La vita di ogni ragazzo e di ogni ragazza, con tutte le difficoltà che possiamo avere, e non sto dicendo che le scuole non le abbiano e che noi non sbagliamo tutti i giorni, intendiamoci, noi sbagliamo tutti i giorni, però si parte dal presupposto che stiamo lavorando con delle persone e che queste persone stanno crescendo. Questo è un discorso che va al di là della diffidenza, intendiamoci, perché queste normative sulla condotta riguarderanno tutti. E allora, professor Dalle Carbonare, il 22 maggio all'Ippodromo di Treviso si terrà un evento importante, Sport e Benessere. Le manderò la locandina, e siccome abbiamo anche tanti campioni sportivi, lei sorride perché io mando sempre locandine al dirigente, poi vediamo i risultati. Però mi piacerebbe avere dei ragazzi, sì, ci saranno questi campioni dello sport, proprio per capire il benessere di questi ragazzi. Riesce a mandarmi qualche ragazzo? È di mercoledì, dottor Dalle Carbonare, non voglio la scuola e le classi, voglio una rappresentanza sia maschile che femminile, per capire, visto che abbiamo anche degli esperti, abbiamo anche dei medici, cos'è il benessere per loro. Ecco, perché è importante ascoltare anche loro, perché noi gira e rigira ascoltiamo sempre gli addetti ai lavori, ma dobbiamo ascoltare anche questi ragazzi, cosa vuol dire per loro benessere. Perciò gliel'anticipo, dopo se vorrà mandarmi questa rappresentanza saremo veramente lieti di accogliere, di parlare con questi ragazzi, bastano 2 o 3 ragazzi, ma proprio perché secondo me bisogna fare squadra, bisogna interagire anche con loro per capire i veri problemi che veramente li circondano tutti i giorni, e credetemi non sono problemi da poco, forse li stiamo veramente ascoltando poco e hanno così tanto da dire. Basta vedere anche questi bambini, quando li intervistiamo e mettiamo il microfono davanti, sono fiumi in piena, sono fiumi, ma parlano poi così bene, sono così preparati che delle volte dico ma guarda che roba. Cosa dice professor Dalle Carbonare? Poi la saluto e saluto anche la professoressa. Grazie dell'invito. Allora, il periodo non è proprio dei migliori, nel senso che le classi e i ragazzi sono impegnati nelle ultime attività di fine anno. Se riusciamo ad avere una rappresentanza, volentieri, magari individuiamo qualcuno. La ringrazio.
per ringraziare lei e la trasmissione e la professoressa Zanetti per questa presenza e per questo contributo davvero importante per noi. Ecco, io cerco veramente di far capire anche cosa si muove nel territorio, perché è giusto anche capire che ci sono delle persone che ce la stanno mettendo tutto proprio per un benessere, ecco, la parola benessere, per la parola inclusività, e sono parole molto importanti. Grazie. Ecco, posso aggiungere grazie. solo, vorrei ringraziare l'ufficio scolastico di Treviso, perché abbiamo avviato con loro la prima ricerca sulla situazione degli APC nella provincia, quindi situazione, numeri, presenza e quant'altro, e grazie anche a loro abbiamo fatto questa attività. Grazie professore Dalle Carbonari di essere stato con noi. Salutiamo anche, sentiamo come invece ci saluta la professoressa Maria Assunta Zanetti. Prego professoressa, come ci saluta? Che messaggio vuole dare? Il messaggio che voglio dare è quello appunto di, come diceva lei, accogliere tutti e non avere pregiudizi, perché spesso una cosa che noi abbiamo detto su questi bambini, su queste bambine ci sono molti pregiudizi. Sappiamo appunto che dietro a un dono, che dovrebbe essere qualcosa di positivo, talvolta c'è tanta fatica, il dono rischia di diventare ingombrante. Grazie, grazie anche alla professoressa Maria Assunta Zanetti, direttrice Lab Talento, docente di psicologia all'Università di Pavia, che era collegata con noi da Pavia. Grazie, buona giornata e grazie per il lavoro che fate. Grazie, grazie. Pubblicità. Grazie a lei. Grazie. Al ciaro de luna la roba la ve e ancora su che diseme perché canta le anguane in l'acqua sarinella senza sapere de pagonia e sanguanella che le rose caccore e acqua ciara le fa tornare Gane, longane, gane, agane, 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 longane.
E dobbiamo ringraziare Paolo Vacilotto che abbiamo in presenza, responsabile Centro Cicogni e Lippo di Silea, Lega Italiana Protezione Uccelli, per questo importante e bellissimo video che ci fa tornare ai tempi quando vedevamo questi uccellini, ormai non vediamo più niente o poco, Vacilotto, e soprattutto questo uomo, questo politico che non riesce a capire invece l'importanza della natura, questa natura che se tu la lasci tranquilla si rigenera, questi animali che cominciano a prendere gli spazi che hanno sempre avuto anche gli insetti. Com'è la situazione, Vacilotto, e grazie per questi video. Vediamo anche gli strumenti di Vacilotto che ha portato, prego. Certo, buongiorno a tutti. Innanzitutto la Lippo promuove il birdwatching, che non è solamente una cosa ludica che ci si diverte ad andare in giro, ma è uno strumento, appunto anche usando binocolo e macchina fotografica e guide adeguate, per andare in giro nel territorio e tastare con mano la situazione appunto del nostro ambiente. Quello che salta agli occhi di tutti adesso è che mancano tantissimi animali all'appello, cioè sono sparite dagli nostri ambienti naturali specie comunissime una volta, come magari i cardellini, il passero, tutti questi, l'allodola, le averle, che in dialetto si chiamavano le rondini, le redestue, tutti cose che si possono capire facendo una semplice passeggiata e osservando l'ambiente. Ci sono dei cambiamenti che sono epocali, stiamo perdendo delle specie che erano comunissime una volta e non è una cosa normale, perché sono tutti segnali che la natura ci dà perché c'è qualcosa che non funziona, e tutte queste cose sono legate alle attività umane, vuoi per i pesticidi sui vigneti, vuoi per una gestione del territorio, quindi cementificazione. Treviso ha il record per consumo del suolo, anche attualmente, nonostante tutti i programmi che vengono fatti a livello nazionale e regionale, continuiamo a costruire capannoni anche se non servono, no? E quindi questa è la situazione. Zone commerciali. Zone commerciali, quindi muoiono i piccoli imprenditori, i piccoli commercianti, i piccoli negozi di una volta, e abbiamo quasi un centro commerciale a testa ormai. Allora saluto anche Don Matteo Zorzanello, direttore ufficio pastorale sociale del lavoro della diocesi di Vicenza, di essere con noi. Grazie Don Zorzanello di esserci, perché parleremo anche di bacini antialluvioni, il piano del Veneto. Lei appunto intona la preghiera per il bacino di laminazione attiguo alla base americana del DIN. Cosa ci racconta? Sì. Veramente sono di attualità questi bacini di laminazione, chi a favore, chi contrario. Noi abbiamo già Crocetta del Montello con altri paesi che non li vogliono, il professor Dal Paus invece dice ci vogliono, sono importanti. Cosa ci dice Don? Com'è la situazione anche da un punto di vista pastorale? Prego. Sì, certo. L'argomento come sempre è complesso. Intanto ringrazio voi anche per l'invito e per questi approfondimenti. Ma l'argomento è complesso. È chiaro, no, che di fronte a alcune problematiche legate alla situazione attuale, legate appunto al cambiamento climatico, al fatto che ci siano precipitazioni più forti, alle costruzioni fatte, è diventato indispensabile costruire questi bacini di laminazione, perché luoghi, se in passato i nostri fiumi, i nostri corsi d'acqua trovavano naturalmente uno spazio, uno sfogo per poter uscire, trovare quell'equilibrio, ecco, che naturalmente c'era, oggi non c'è più. E allora sono diventati indispensabili. Però qual è allora il problema? Il problema sarebbe non doverne avere bisogno. Era un po' quello che ho cercato di dire anche in quell'occasione, quando sono andato appunto a questa inaugurazione di questo nuovo bacino, in cui appunto ho cercato di dire, no, che ringraziare per l'ingegno, se alcune opere ci servono per salvaguardare la nostra vita sociale, è indispensabile, ma sarebbe necessario non averne bisogno. Vuol dire, no, una gestione del territorio un po' più oculata, che guardi un po' più avanti, che guardi anche, no, alla natura come un dono che abbiamo ricevuto che dobbiamo salvaguardare. Costruire sempre, dappertutto, come prima anche l'altro ospite, no, stava dicendo, può avere conseguenze nefaste per il clima, per l'ambiente,
e quindi dover rendere necessarie anche queste costruzioni. Non so se mi sono spiegato, insomma. Sì, si è spiegato molto bene. Sentiamo che cosa ne pensa Vacillotto, ecco, perché vuol dire anche togliere, ecco, espropriare quella che è la natura per creare anche questi bacini, perché almeno così è quello che ci viene mostrato e detto su quei bacini che ci riguardano più da vicino. Sì, prego. Però la parola bacini di eliminazione è molto ampia, perché bisogna vedere progetto per progetto cosa si vuole fare. Ci sono dei bellissimi esempi fatti anche recentemente, ad esempio dal Consorzio di Bonifica, che vicino a Castelfranco, a Salvarosa, a Salvatronda, ha fatto 2 bacini di eliminazione che sono diventate 2 oasi naturalistiche. Quindi facendo le cose in maniera oculata non c'è nessun problema dal punto di vista ambientale, anzi, ma ad esempio al contrario quello che si vuole fare alle Grave di Ciano, ad esempio, che sono dei gran vasconi dove c'è un ambiente naturale in Piave, quello è una cosa assolutamente a cui noi come associazione siamo contrari. I bacini di eliminazione sono ormai necessari perché si è bonificato e costruito dappertutto, quindi i fiumi tipo il Piave non hanno più una portata perché c'è un prelievo troppo massiccio di acqua e quindi il fiume non è più un fiume che è libero di uscire e fare le sue cose quando piove, no? Ma però anche in questo progetto bisogna farlo in maniera oculata, quindi i bacini si fanno in maniera soft, non nella parte magari alta del Piave come quello di Ciano che viene previsto, ma nella parte bassa, perché è lì che si ferma l'acqua, no? Però nella parte bassa, se tutti vanno a vedere, quindi zona di Salgareda, Ponte di Piave, c'è una cosa che dà reddito a molte persone, che sono i vigneti dentro in alveo, e quindi sarà difficile convincere chi ha i vigneti dentro in alveo che quello deve diventare un bacino di Avete capito perché ho invitato Vacillotto? Perché poi si parla sempre di vigneti, come avevamo aperto questa trasmissione con Floriano Zambon da Conegliano, presidente associazione Città del Vino, perché appunto è diventato il territorio del vino. Allora se io faccio questo dove ci sono questi vigneti, capite bene che non va bene, perché aiuto. Allora, cosa dice Don? Ma vale di più la salute? Dica la verità, Don. Lei che si confronta con queste anime perdute, poverette, non sanno più a chi rivolgersi per avere giustizia anche nell'ambiente, oppure il business ha superato ogni decenza umana? Perché prima si parlava di pesticidi, ma guai parlare di pesticidi nel nostro vino, ci mancherebbe, è buonissimo, fa benissimo. Cioè, bisogna anche capire che i ragazzi, specialmente i giovani, li vediamo combattere delle battaglie per vincere una guerra, non si sa se la vinceranno, proprio per il loro futuro che è l'ambiente, e lo fanno anche per noi, delle volte anche con gesti estremi che veramente vengono condannati dalla società cosiddetta civile, però non condanna il politico, l'azienda che inquina. Parliamo di PFAS, magari così a caso, magari, visto che tutti quanti non vogliono capire che bisogna anche parlare di queste cose, e quelli fanno più male che non la fontana rosa che si colora, che poi diventa bianca e non fa male. Prego Don, cosa dice anche a questi giovani che puntano molto sull'ambiente? È là che li vediamo, prego. Sì, esatto, anche qui argomento ampio, e come diceva lei giustamente, molti ragazzi giovani si sentono non ascoltati per tanti motivi, perché sono meno, sono pochi, contano meno da un punto di vista elettorale. Se uno vuole fare le elezioni punta di più sugli adulti, sugli anziani, se vuole andare a raccogliere voti, e allora si sentono meno rappresentati, e quindi talvolta giungono a fare questi gesti estremi o comunque molto forti, semplicemente per dire ci siamo anche noi, siccome non ci ascoltate ci facciamo ascoltare in qualche modo. E allora questo è un grido, è anche una richiesta, è una protesta. E allora io penso che sull'affrontare il tema dell'ambiente è necessario avere uno sguardo sul futuro. La storia dell'umanità, ma anche la stessa
per chi è credente, no? La stessa vocazione di ogni uomo è quella, come dice la Bibbia, come dice dai racconti della creazione in poi, che l'uomo è custode del creato, Dio l'ha donato. Allora sei un custode, non sei il proprietario. E come custode, come un giardiniere, tu certamente agisci. Il bravo giardiniere è quello, no, che prende il suo giardino e lo sistema, lo migliora, non è che lo lascia incolto, ma lo rispetta. Cioè, quindi no, io lo sistemo per fare in modo che quel giardino dia il meglio delle sue possibilità. E poi il giardiniere ha sempre in mente il futuro. Poto la pianta oggi perché so come dovrà essere domani. Ecco, no, che lo sguardo del futuro, sul futuro è indispensabile. Perciò oggi, no, qual è uno dei rischi che noi abbiamo? È che è diventata invece fondamentale l'economia. L'economia è intesa semplicemente come massimizzazione dei profitti e riduzione dei costi. E allora pensare al futuro, potare, avere la pazienza per il domani, invece in realtà è qualcosa che cozza contro il guadagno immediato. Ecco, ed è questo secondo me il nucleo, il centro del problema. Dovremmo imparare ad uscire da questa logica e anche da un punto di vista commerciale, economico, cominciare a ragionare che la convenienza non è solo la riduzione dei costi, ma è anche dire no, ho un domani su cui l'investimento che faccio oggi mi darà frutto anche domani. Faccio un ultimo esempio banale, ma proprio per capirci, è come un'azienda, no, che dice mi preoccupo di non inquinare l'ambiente, non semplicemente, e sarebbe già sufficiente perché non è giusto, ma anche perché se non inquino l'ambiente vuol dire che le persone che in questo ambiente vivono oggi comprano il mio prodotto, ma lo compreranno anche domani, perché saranno sane, vive e potranno continuare a comprare i miei prodotti. Ecco che allora, Don Zanello, cosa sto pensando e lo sto dicendo da tanti mesi, di dare il voto ai sedicenni. Perché come diamo loro il patentino e li mettiamo nella strada e li rendiamo responsabili, io penso che sarebbe molto utile iniziare anche a dare il voto, a responsabilizzarli, a fargli partecipi di quello che sarà anche il loro futuro. Però sa che ho molti anche contrari, addirittura anche insegnanti, e non sono preparati, perché il quarantenne è preparato, il sessantenne è preparato, cioè capisce poi le risposte che ho, Don Zanello. Invece io penso che se vorremmo cambiare anche questa società in meglio, forse il loro voto potrebbe essere utile. Cosa diceva? No, fermi tutti perché abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao. Due robe velocissime proprio in reazione a quello che ho sentito dire detto due ospiti. Prima lei questa qua del donno, no? Sì, certo che seria bello non avere mai bisogno di vasche d'espansione, però purtroppo il pericolo in questo momento, quello attuale, è dei corsi d'acqua che scende dai monti del Vicentino, del Veronese, Bacchiglione, Retrone, Agno e via parlando. Quelli lì, quando che arriva in pianura, se ne trova le vasche di espansione, di laminazione, quelli fa disastro. A loro non interessa nulla di sapere quello e come che è fatta la campagna territorio 10-20 km più a valle, più in pianura. Loro devono trovare subito, appena arrivi in pianura, una o anche due vasche di laminazione. Se non fa disastro, si è visto recentemente a Vicenza che il Bacchiglione, che ha la vasca di espansione, non ha esondare e Retrone sì. E dopo una domanda volevo fare, e chiudo, al tuo ospite lì in studio. Mi riguarda la zona del Piave a Crocetta del Montello, no? Perché mi ricordo che, chiudo, pochi mesi fa i tuoi ospiti che parlava per difendere il Piave lì nella zona suggeriva di fare interventi più a monte nel Piave, no? Stamattina ho sentito appunto il tuo ospite dire no, si potrebbe fare interventi più a valle del Piave verso il mare, no? Cioè, io mi chiedo, ma a Crocetta del Montello proprio niente, mica so Polesano, Peniati e dei Golene, e robe che sono serie importanti, cioè la Golena va a utilizzare, se non tutta in parte, se io non mi sbaglio lì il Piave nella zona di Ciano, Crocetta del Montello, è tutta ufficialmente Golena, ma è possibile che quelli di Crocetta del Montello ne deve proprio nulla e tutto va a carico degli altri, cioè un qualcosa e deve accettare anche a Crocetta che il Piave deve anche lì avere un intervento, non dico tutta la zona ma una parte, perché sennò
regoline cosa serve fare. Grazie, ciao Mirella. Grazie Vladimiro, se abbiamo avuto anche il dottor Nicoletti che è convintissimo di quello che ha detto Vacilotto di fare questi bacini di laminazione invece qui da noi sul Piave, Ponte di Piave, quella zona là, perché il Piave è più adatto a fare questi bacini. Allora, rispondiamo e poi anche il don Sì, certo, a Vladimiro. Il Piave com'è adesso, se avesse un po' più di acqua si arrangia da solo senza nessun intervento, quindi si possono fare un po' dappertutto dei mini interventi, vasche di eliminazione, come sono quelli di Salvarosa, Salvatronda, che sono delle buche di qualche metro con argini di terra. Ad esempio invece quello in progetto per le vasche di Ciano sono delle buche alte 20-30 metri con pareti di cemento, quindi che non assorbiranno acqua, ma saranno dei grandi vasconi mascherati, quindi è una cosa per mascherare il prelievo di ghiaia, tra le altre cose. Quindi non si devono fare grandi opere come all'epoca per il Mose, no. Ci sono una serie di piccoli interventi che costano meno, renderanno di più, daranno più lavoro anche a molte persone per il loro mantenimento, per il loro utilizzo, senza fare queste grandi opere gravemente impattanti sull'ambiente. Don, prego, a lei la risposta. Sì, eccolo, anch'io allora mi aggiungo, oltre a riportare, a richiamare quello che ha detto Paolo Vacilotto prima, nel senso che ci sono opere costruite che sono buone, che servono e sono fatte bene e sono addirittura una risorsa. Quindi infatti il mio intervento non era un no assoluto, dipende sempre come si fanno le cose. Io vivo a Vicenza in centro e ho vissuto sia nei mesi scorsi il pericolo dell'allagamento e c'ero anche nel 2010, dove abitando proprio in Contrada San Marco sono stato uno dei primi a dover fuggire per l'arrivo dell'acqua. Quindi ho presente proprio concretamente, fisicamente poi cosa vuol dire anche liberare gli spazi dopo una alluvione. Allora vediamo anche le immagini di quella regia intanto che il Don parla, così ci rendiamo anche conto di quello che diciamo e di cosa vogliamo fare. Prego Don. Sì, ecco, perciò queste opere in questo momento ci vogliono e ci siamo salvati qualche mese fa grazie a questi bacini di laminazione. Però qual è appunto, ritorno sul concetto, se riuscissimo a costruire il nostro ambiente con quella logica del custode di cui parlavo prima, magari non riusciremmo a rispettare meglio l'ambiente e a non aver bisogno di queste opere, perché appunto già mantenendo la natura, rispettando alcuni ambienti, eccetera, già la natura si autoregola, e non dovremmo aver bisogno di queste opere. Ecco, il mio ideale è un po' questo, quindi ci vogliono, hanno salvato Vicenza, quindi è bene, speriamo di farle bene, ma speriamo anche che continuiamo a rispettare questo nostro ambiente, costruendo quello che è necessario e e avendo rispetto dell'ambiente, che così non siano più necessarie altre costruzioni di questo genere. Per cui sono d'accordo su questo, ma anche dico, secondo me manca proprio lo sguardo sul futuro e questo è poi il problema su cui dovremmo confrontarci e scegliere. E cosa rischiamo di perdere? Forse qualcuno non si rende conto di quello che rischiamo veramente di perdere, che non potrebbe più ritornare. Andiamo a vedere allora questo video, Cicogna Nido. Allora Vacilotto, cosa stiamo vedendo? Questa meraviglia di uccello. Una volta quando ero piccola mi ricordo c'è la cicogna che arriva a portare il bambino, noi piccolissimi ci credevamo, la immaginavamo questo uccello enorme, grande, forte, bellissimo. Prego. Questa cosa in cui credevamo, e che è bello ancora adesso credere, ha dei fondamenti, perché la cicogna quando arriva nei quartieri di svernamento africani arriva appunto in primavera, quindi porta la nuova vita, E quindi per questo è nata questo modo di pensare, Adesso al centro cicogna abbiamo un mucchio di nidi, cioè un mucchio,
Una volta ne avevamo 0 in Italia, adesso la Lipo può vantarsi che grazie ai suoi sforzi siamo quasi a 300 copie di cicogne in Italia e molte anche nel Trevigiano, nel Vicentino ne abbiamo anche e nel Padovano. Abbiamo un habitat che a loro favorevole anche come territorio qui da noi? Diciamo abbastanza, perché il verde non è tutto uguale, perché il verde dei vigneti, il verde del mais non è uguale al verde di un campo, di un prato stabile. E la cicogna di cosa ha bisogno allora, Bacilotto? La cicogna ha l'abito per trovare il cibo, che è quello il problema fondamentale, e deve avere dei prati naturali, quindi non con uso di pesticidi e altre cose, perché lì vivono gli animali di cui si nutre, che vanno dai grossi insetti ai topi, alle talpe, alle serpi. No? Quindi dove spariscono tutte le cose che di solito sono sempre legate alle attività umane, e noi siamo famosi in Veneto per aver ancora una volta, per questione di profitto, autorizzato dei farmaci che in tutta Europa, tutto il mondo ci dicono: guardate, quei farmaci non sono solo dannosi per le api, per le moschine, per le zanzare, ma sono, tipo il glifosato, sono dannosi anche per l'uomo. Quindi a salvaguardare gli animali, i passi, le rondini, le cicogne, salvaguardiamo prima di tutto noi. Quindi dobbiamo prenderci cura del creato, ma per una cosa puramente egoistica, che salviamo alla fine noi stessi. Sempre siamo in stato confusionale, Bacilotto, perché io ho tanti ospiti e molte volte sento i controlli che ci sono in Italia sono molto più seri di quelli che ci sono in Europa. Quello che è permesso in Europa è diverso da quello che è permesso in Italia. Guardate che siamo veramente in stato confusionale. Ma quanto durerà questa confusione? Perché la politica cerca anche di aumentare questa confusione. Uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, non è vero, sì è vero, tutti sanno tutto, tutti hanno gli assi in tasca. Ma quando vengono a confessarsi dicono almeno la verità, quello che è veramente reale. No, perché dubito anche di quello. Prego, Don. Per partire dall'ultima battuta, diciamo che oggi la confessione non è molto di moda, per cui uno evita alla radice, quindi non è necessario. No, diciamo, ecco, no, in realtà, se devo essere sincero su questo argomento, non molti si confessano su tematiche relative alla cura dell'ambiente, il non inquinare. Siamo ancora molto legati comunque culturalmente a un concetto di peccato che riguardi solo determinati ambiti di determinati argomenti, ma quello invece economico, sociale, politico molto meno. Vedo più disponibili su questo i giovani, nel senso, chi giovane si confronta e prova a vivere da credente, invece su queste cose, almeno nella mia esperienza, con me, con noi si confronta. Perciò, ecco, no, qual è il problema? Il problema è, secondo me, duplice. Ecco, da una parte il renderci conto che parlare di ambiente, di cura dell'ambiente, non è una spesa, ma è un investimento nostro sul futuro. Poi sono d'accordo, no? Se inquiniamo, la natura spesso riesce anche, no, a trovare la strada per, ad esempio, faccio un esempio, Chernobyl è interessante, no? Dove noi uomini non potremmo viverci a causa delle radiazioni, ma lì la natura si è presa i suoi spazi. E se noi inquiniamo, cioè il problema è che quelli che muoiono siamo noi uomini. Allora no, egoisticamente dovremmo imparare a ragionare in maniera diversa. Seconda cosa, ecco, no, provare anche a renderci conto che ciascuno di noi è importante, quindi anche il mio atteggiamento, il mio stile, le mie scelte possono incidere e diventare, ecco, no, più importanti per il nostro ambiente. E chi è politico, ecco, dovrebbe tornare a fare politica, nel senso, vi spiego, sembra che oggi, no, la ricerca è quella del consenso immediato, che non è di dare un progetto, ma dire qual è l'opinione comune della gente qua intorno, e cerco di dire le cose che mi consentano di avere il massimo profitto di voti attuale. Invece il vero politico dovrebbe essere quello che propone una proposta lunga, ecco, no? Dire io propongo di costruire questo per il futuro. Non ci siamo ancora arrivati, ma credo che ci dovremmo arrivare, ecco, se vogliamo davvero avere un futuro in questa nostra casa comune, in questo nostro pianeta. Anche, a mio avviso, Don, più trasparenza anche dagli addetti ai lavori,
Nel senso, Sì. se tu sei strumentalizzato politicamente, anche se sei un addetto dai lavori, vai nella parte opposta di quello che magari sai e che vorresti dire. Però la tua parte politica ti impone di dire l'incontrario magari di quello che pensi, e là nasce la grande confusione. Ma se me l'ha detto quell'esperto, così è successo anche per i vaccini, così è successo per tantissime cose. Abbiamo sentito anche prima Vladimiro, perché la no e dall'altra parte sì. Cerchiamo anche di capire, perché la trasparenza non regna sovrana. Ecco, noi invece abbiamo sempre tanta confusione, lite. Premiano questa trasmissione perché lascio parlare, non si litiga, si cerca di essere, ecco, con il massimo equilibrio. Quanto importante è l'equilibrio nella natura, Vacilotto? L'equilibrio della natura è importantissimo, e in una zona molto frequentata, quindi molto popolosa come è il Veneto, bisogna anche guardare al passato. La Campania una volta era una frammentazione di zone coltivate, siepi e fossi. Adesso, con la scusa magari che dobbiamo fare una cosa bella, che possono essere le piste ciclabili, dove le facciamo? Di fianco alla strada dove esisteva prima un fosso, che un fosso era già una piccola cassa di espansione naturale che avevamo già prodotto nei secoli, no? E quindi, con la scusa di fare qualcosa di bello, ma allora dicono a noi, sei contro le piste ciclabili. No, ma bisogna tenere conto tutte le cose. L'acqua che cade sulla strada deve avere uno sfogo. Dove va? Nel fosso è normale. Il fosso può essere addirittura una vasca di eliminazione, ma è anche un ambiente naturale, con le rane, con tutti i suoi animali, no? Poi un'altra cosa, sempre pensando che dovremmo imparare dalla storia, no? Qualche decina di anni fa, neanche tanti, esistevano molti prodotti che venivano venduti come la panacea per risolvere tutti i problemi, magari dell'orto. Mi viene in mente il Neocid, che è un prodotto che tutti utilizzavamo nel nostro orto familiare. Io ho ancora una scatola di questo prodotto che dietro c'è scritto uccide le lumache, uccide questo, però non è dannoso per tutti gli altri animali e per l'uomo. Adesso lo stesso prodotto, se scrivi su Google, ti dice che è cancerogeno. No? In 40 anni non abbiamo capito niente. No? Sentiamo Marina da Dollo. Vai Marina. Buongiorno a lei signora e buongiorno all'ospite. Ecco, io avrei da dire alcune cose, non tanto sui verdi, su tutto ciò che si sta vedendo. I centri universitari sono, come dire, secondi centri sociali, perché se tu sostieni chi ha ucciso atrocemente, Hamas ha ucciso atrocemente in ottobre, questa Palestina crea problemi al mondo, perché se tu sostieni quella lì vuol dire che sei dello stesso stile. Non si può sostenere chi uccide. Mi pare che contro la legge non di Dio solo, ma anche umana. Ecco, avrei da dire altre cose. Per esempio, contro gli ebrei. Gli ebrei hanno già sofferto nel secolo scorso con la Shoah le atrocità che conosciamo, che ci sono state rivelate. E credo che sia, allora, questi studenti non studiano, fanno solo proteste, sostengono le persone che hanno ucciso, che atrocemente. E non mi fermo altro perché c'è no, troppo abbiamo da capito, dire. Grazie della telefonata. No, hai fatto bene Marina. Ecco, Marina è contro le atrocità, questa è l'importante, ecco, tutti questi morti, e sono sempre le fragilità che muoiono, le persone che non c'entrano niente. Purtroppo i grandi non muoiono mai, sono anzi al sicuro e decidono chi deve morire. Ma si fermerà questa guerra, questo Papa che parla continuamente di pace, ecco, di equilibrio, di buon senso, che ascolta le fragilità. Una volta la parola del Papa era una parola veramente non rispettata di più, adesso mi sembra che cercano di metterlo all'angolo anche lui. Per fortuna che vive dai suori, dico sempre per fortuna che è là. Ecco, Don, cosa ci dice? Sì, anche questo è un altro dei temi grandi, giganteschi. Direi che ultimamente un'unica voce, mi pare, a livello internazionale che parli di pace, ma non in senso banale. La pace di cui parla anche Papa Francesco è assumere il conflitto, che i conflitti ci sono,
ma cercando le soluzioni che siano sul piano negoziale, del dialogo, del confronto e non dello scontro armato. E quindi è una voce isolata, perché invece sembra che oggi la retorica sia sempre quella invece di una pace che arriva solo dalla sconfitta. La pace c'è quando sconfiggi l'altro. Invece sappiamo bene che molto spesso chi è sconfitto poi cerca l'occasione buona per rifarsi, la prima occasione buona. La pace vuol dire un cambiamento di prospettiva. Il Papa lo propone, sono d'accordo, spesso nei mezzi di comunicazione e non solo, viene un po' solo esacerbata la sua posizione o viene messo da una parte o non viene riportato sempre tutto il pensiero complesso che viene espresso e quindi rischia di essere una voce isolata. Io credo che dobbiamo anche noi ricordarci questo, che i conflitti fanno parte della normalità. E con conflitto intendono il fatto che quando ci sono due persone diverse è inevitabile che ci siano due opinioni. E il fatto che ci siano due opinioni diverse non necessariamente significa che chi la pensa diverso da me è un nemico, non so se mi spiego, no? E assumere il conflitto vuol dire abbiamo opinioni diverse, possiamo confrontarci. Il confronto armato non ci dovrebbe essere o dovrebbe esistere solo nel caso in cui... La storia avrebbe dovuto insegnare, ma mi sa che non ha insegnato niente, anzi investono sulle armi più potenti, sul nucleare, e qua la dice lunga su quello che è il percorso che i grandi della terra vogliono fare, perché è loro che decideranno e decidono le nostre sorti. Allora, Vacilotto, come ci saluto? Ormai siamo in chiusura. A proposito, non la inviterò perché faremo un evento, anche un dibattito molto importante sui bacini di laminazione, perciò le manderemo l'invito. Mi piacerebbe molto averla anche come relatore assieme anche a Vacilotto e altri, proprio per confrontarsi, non per litigare, per confrontarsi, mettere nella bilancia le varie posizioni e discutere assieme. Prego Vacilotto. Io direi dobbiamo essere consapevoli che noi siamo parte dell'ambiente, parte del creato, della natura, quindi non siamo chi comanda, ma chi gestisce magari nelle aree dove abitiamo, no? Quindi dobbiamo avere un amore per quello che facciamo, pensando non all'immediato ma al futuro in grande, no? Per lasciare un ambiente come era, ma anche meglio, no? È quello che ci siamo detti noi quando abbiamo cominciato con le cicogne, ad esempio, no? Non c'era neanche una cicogna, adesso è facilissimo vederle in provincia di Treviso, no? Quindi un qualcosa di diverso da quando siamo arrivati lo abbiamo fatto, no? E coinvolgendo spesso anche i ragazzi. Fra poco inizieremo anche una collaborazione col Comune di Silea, che dei ragazzi verranno da noi a far fatica a sudare. Cosa buona e giusta, dico io, vero Don? Cosa buona e giusta si dice. Perché direi sì. Bisogna essere partecipi di tutto, del cambiamento, no? Che è molto importante. Allora io ringrazio tantissimo i miei ospiti, Don Matteo Giorgianello, direttore ufficio pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Vicenza, di essere stato con noi. Vedo che è anche d'accordo sul voto ai sedicenni, mi fa molto piacere Don, perché io sono convinta che è là che inizieremo il vero cambiamento, basta dare fiducia, intrigarli e forse riusciranno a esprimersi meglio di quello che pensiamo. Perciò grazie ancora a Don Matteo Giorgianello, grazie anche a Paolo Vacilotto, questo lavoro importante che sta facendo come responsabile Centro Cicogne Lippo di Silea, Lega Italiana Protezione Uccelli, per salvaguardare l'ambiente, per queste creature meravigliose, perché se spariscono loro spariamo anche noi, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va, è inutile che ce la giriamo, perciò grazie veramente Vacilotto. Velocissimo, un messaggio che vuole dare ai genitori, veloce. Lasciate che i bambini tocchino e si sporchino quando giocano con la natura. Grazie veramente a Paolo Vacilotto, grazie a voi. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Involtini di verza o di radicchio. Tutte le varietà di verza derivano da una specie selvatica originaria delle regioni costiere del Mediterraneo o dell'Atlantico. Ingredienti per 4 persone: 2 verze o radicchio sbollentato, solo foglie esterne grandi, 300 g di carne tritata, 2 uova, 50 g di parmigiano, 20 g di pecorino,
mezzo bicchiere di vino bianco, burro, cipolla, olio extravergine d'oliva, prezzemolo, basilico, sale, pepe. Preparate l'impasto con la carne tritata, i formaggi, gli odori, le uova, il sale e il pepe. Stendete le foglie di radicchio su di un ripiano. Arrotolatele intorno all'impasto. In una padella con olio e burro e cipolla tritata, soffriggete questi involtini per qualche minuto. Aggiungete il vino e tenete su fiamma viva per 5 minuti. Mettete gli involtini in un recipiente da forno. Lo spargete di parmigiano e pangrattato e infornate a 180 gradi per mezz'ora circa. Servite con il loro sugo di cottura. E buon appetito!